Buongiorno e buon lunedì, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è il 24 aprile, questa mattina saremo in compagnia di due ospiti dalle 7:30 alle 9, saranno Michela Novell di Adesso Trieste, presidente della quarta circoscrizione, e Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Dalle 9 alle 10 in compagnia di Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, alle 10 chiuderemo la trasmissione. Leggiamo la pagina meteo dal sito Osmer regionale. La discesa di una saccatura dalle isole britanniche verso l'Europa occidentale causerà il passaggio di due fronti sulla regione, il primo oggi, il secondo che avrà luogo domani. Oggi lunedì 24 dalla notte fino al pomeriggio sono previste piogge diffuse, in genere moderate o abbondanti, con possibili rovesci e temporali. Fino al mattino soffierà scirocco moderato sulla costa, tra tardo pomeriggio e sera deciso miglioramento a partire da ovest con schiarite. Quota neve in calo dai 2000 ai 1500 metri circa in giornata, temperature minime 13-14 gradi, massime fra i 14 e i 16 gradi centigradi. Per domani martedì 25 dalla notte fino al pomeriggio saranno possibili delle piogge in genere deboli o moderate, ma localmente abbondanti e con possibilità di rovesci o temporali. Soffierà vento da nord-est moderato, bora sulla costa, in giornata quota neve in calo fino ai 1300 metri, dal tardo pomeriggio deciso miglioramento con possibile cielo sereno in serata. A guardare già mercoledì 26 aprile notiamo una condizione di tempo sereno o poco nuvoloso su buona parte della regione, al contrario di oggi e domani, dove le previsioni indicano possibili e probabili rovesci sparsi su tutto il Friuli Venezia Giulia. Questa la pagina meteo, questa la pagina del Piccolo, la prima pagina del Piccolo, lunedì 24 aprile, in partenza 11 motori di Varzila, fra i due titoli di apertura del giornale, il nuovo vescovo a Trieste e invece la copertina di oggi dell'edizione del Piccolo, prima il saluto dal santuario di Montegrisa, poi la cerimonia a San Giusto, le voci dei fedeli, l'insediamento di Monsignor Enrico Trevisi. Invece in partenza 11 motori di Varzila, e lo si vede anche grazie alle immagini del caricamento dei motori nei mezzi che poi porteranno via i motori dallo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Nei Balcani, dall'Ucraina fino al Kosovo, per disinnescare le mine. Per quanto riguarda la nautica in Croazia, nei marina dell'ACI le tariffe sono aumentate del 10%. Quanto invece riguarda il governo, Fini torna in TV, non capisco le ritrosie di Meloni sull'antifascismo. Per il 25 aprile l'intervista a Moretuzzo che apre a Riccardi, ma sulla sanità cambi passo. L'intervista del Piccolo a quello che è stato lo sfidante di Massimiliano Federica alle elezioni regionali, che siederà nuovamente nel consiglio di Piazza Oberdan tra le file dell'opposizione con la sua lista di appartenenza Patto per l'Autonomia. Sono più che disponibile a un confronto costruttivo sulla sanità, però mi pare che già partiamo col piede sbagliato. Massimo Moretuzzo, leader della coalizione di centrosinistra, risponde così a Riccardi. Andiamo alle altre notizie di cronaca. Linea diretta ospedali polizia per scongiurare le aggressioni. L'argomento sicurezza, in questo caso declinato ai luoghi di degenza ospedaliera. Troppi sono stati gli episodi di violenza a danno del personale, talvolta anche dei pazienti che si trovano proprio negli ospedali. Il clip promozionale sull'Italia girata in una cantina della Slovenia, il caso di questa è stata chiamata gaffe per diverse testate, per diversi siti internet, quella di una promozione della regione e dei territori del Friuli Venezia Giulia, anche poi andando a prendere le singole province, che però fa vedere una cantina in Slovenia, quindi si è andati a toccare immagini e luoghi oltre confine. Lo sport, basket ancora KO con Serie A in pericolo, un momento negativo
per la Pallacanestro Trieste, con un'ulteriore sconfitta che getta nel baratro di una paura retrocessione la squadra allenata da coach Legovic. Sono stati in 2400 di corsa alla Muia Longa, con le pagine 20 e 21 che si occupano di questa importante rassegna sportiva che sta prendendo sempre di più confidenza con il pubblico che vi partecipa. Erano 2400, un buon numero anche secondo gli organizzatori. La pagina 2 del Piccolo e le prime pagine in generale si occupano della politica nazionale. La scossa di Fini, l'ex leader torna in televisione, pungola alla Premier per le ambiguità sul 25 aprile, non capisco la ritrosia di Meloni sull'antifascismo, la destra lo riconosca, ha detto Fini, il governo fa quel che può, l'Unione Europea predica bene e razzola male, sono lieto della nomina di Di Maio, non è uno sgarbo al governo, sono ancora ancorato a valori di destra, ma eravamo più avanti su certi temi. Qui si torna indietro di tanti anni con la svolta di Fiuggi e si vede proprio Gianfranco Fini sotto il simbolo di Alleanza Nazionale il 27 gennaio del 95 a Fiuggi, che è nel Lazio, in provincia di Frosinone. Si apre il congresso costituente della nuova Alleanza Nazionale nata dallo scioglimento del Movimento Sociale Italiano. È il momento in cui il segretario della MSI Gianfranco Fini annuncia l'abbandono dei riferimenti ideologici al fascismo, una mossa storica verso la destra conservatrice ed europeista necessaria anche per conferire una piena legittimità alla destra che nel frattempo era arrivata al governo grazie all'alleanza con Silvio Berlusconi. L'altra tappa fondamentale del percorso democratico di Alleanza Nazionale fu il viaggio di Fini a Gerusalemme nel 2003 con la condanna del regime di Mussolini definito male assoluto. Questo per fare un po' di storia anche sul percorso, in questo caso più di Gianfranco Fini che dell'intero movimento che poi ha preso il nome di Fratelli d'Italia, sebbene poi i rimandi anche a certi valori, anche passati, sono stati sollevati recentemente. Fratelli d'Italia contro Annunziata in Rai, la sua è una foziosità offensiva e palese, la vicepresidente in vigilanza Montaruli chiederemo conto nelle audizioni. Il collegamento fra 25 aprile e i migranti è solo il suo ultimo attacco fazioso. Parla Tommaso Foti, ancora una volta non perde occasione per manifestare disprezzo su di noi. Anche Francesco Filini è stata scritta una pessima pagina di giornalismo in Rai, fa l'oppositrice. Questo il retroscena con la presa di posizione dei presenti in questa foto come nome e come dichiarazioni. Berlusconi ha chiuso la questione, basta analisi del sangue a Meloni, dice Tajani, il vice premier c'è voglia di strumentalizzare ma la posizione della destra è chiara, i soldi del PNRR vanno spesi tutti, alle europee saremo alleati se ci saranno i numeri, dunque l'intervista a Tajani di Forza Italia, un clima che è l'opposto della liberazione, scrive Alessandro De Angelis nello Spigolo, ci si sposta in Sudan con gli italiani in salvo, nella notte la missione di rimpatrio di 140 connazionali intrappolati a Khartoum, l'evacuazione è stata portata a termine utilizzando Djibouti come base operativa, c'è stato un allarme di rientro degli italiani in Sudan per ciò che sta accadendo. Il Pentagono dice ecco la strategia dei Wagner in Africa, secondo gli Stati Uniti i mercenari russi vogliono creare una confederazione di stati anti-occidente, la posizione in questo caso degli Stati Uniti. Non abbandoniamo il paese, noi restiamo accanto ai malati. Il coordinatore medico di Emergency, sono giorni molto difficili e di grande tensione nella capitale, ma abbiamo deciso di rimanere qui per gli 81 pazienti in cura nel nostro ospedale. L'intervista a Franco Masini, che è coordinatore medico, è il momento più difficile da quando Emergency opera in questo paese, ovvero da 20 anni, e c'è stata la scelta di taluni di restare a operare in ambito soprattutto di assistenza sanitaria in Sudan. L'appello del Papa per l'Africa, basta violenza, fermate la guerra, la città del Vaticano, Papa Francesco nel suo
discorso e nella sua preghiera nei confronti delle vittime di queste tensioni. L'invasione dell'Ucraina, Kiev, prime prove di controffensiva, siamo sulla riva est del Dnipro, gli ucraini avanzano nella regione di Kherson, Lavrov a New York per il summit dell'ONU, scontro con gli Stati Uniti per i visti negati. Ci sono casi diplomatici anche che fanno parlare. Di Maio, il ritorno, l'ex vice premier 5 Stelle sarà inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo fino al 2025. Borrell è il più adatto, ma la Lega attacca, è una scelta vergognosa. Pro e contro, chi è a favore, chi non lo è, alla investitura di Luigi Di Maio ha un ruolo in questo caso. La Lega gli ha dato contro verso la scelta definita vergognosa, invece Borrell è il più adatto per poter ricoprire questo ruolo. Roma dovrebbe essere soddisfatta per la nomina di un italiano in quel ruolo, ridimensioniamo la questione perché i rappresentanti speciali hanno poteri limitati. Questa è l'analisi anche che vuole mettere un po' di nero su bianco su quelle che poi sono le possibilità che avrà Di Maio nella sua capacità di intervento. Di fatto una nomina che ha una sua importanza, ma un'operatività comunque delimitata da alcune regole. Moretuzzo, siamo tornati in regione Friuli Venezia Giulia, sanità sia un confronto leale ma nell'apertura reciproca e con un cambio di passo. L'ex candidato governatore per il centro-sinistra e presidente del patto dice: la tregua proposta da Riccardi, attenti a partire col piede sbagliato. Intervista a Moretuzzo da parte di Elisa Coloni, liste d'attesa, la soluzione non sta nel potenziare il privato, giunta, la continuità mi preoccupa, i nodi di ambiente ed enti locali. In sintesi ciò che Moretuzzo ha dichiarato al Piccolo sulla sanità, ma anche sulla nomina della giunta nel segno della continuità. E secondo Moretuzzo ci sono alcune partite, come abbiamo detto, ambiente ed enti locali, che bisogna ridefinire. Il gelo di Renzo Oliva, segretario regionale del Partito Democratico. La solita arroganza e i reclami andranno recapitati. Il segretario del PD regionale assieme al coordinatore Spitaleri commenta le dichiarazioni dell'esponente della giunta Fedriga. Le prime righe dell'articolo recitano: Riccardi comincia male, anzi continua peggio di prima, se nella sua prima dichiarazione si preoccupa di dare i voti all'opposizione. È la solita arroganza che nemmeno Fedriga è mai riuscito a frenare, nonostante il suo ex vicepresidente fosse il vero punto debole della giunta. Così Renzo Oliva all'attacco verso Riccardi. Ci spostiamo a Varzila, si caricano gli ultimi motori, operazione chiusa entro la metà di maggio, 11 propulsori in partenza, interi o parzialmente smontati, 7 sono destinati al Messico, gli altri sono invece diretti in Finlandia. 2 ulteriori macchinari finiranno in America del Sud. La nave BBC Kibo lascerà il canale navigabile nelle prossime ore. Fabbrica verso la fine della produzione. Mercoledì l'assemblea dei lavoratori per discutere le strategie sindacali. Era stato detto difatti che le commesse sarebbero arrivati più o meno a questo periodo, la realizzazione di motori e poi la spedizione degli stessi. A un certo punto ci si chiede: e adesso che facciamo? E quindi ci sarà un'assemblea nei prossimi giorni. La clip promozionale dell'Italia girata in una cantina slovena, la campagna del Ministero guidato da Daniela Santanchè, caso segnalato dal triestino Milic, l'ente turismo di Lubiana, video del 2019. Nel video promozionale Open to Meraviglia, con cui il Ministero del Turismo promuove le bellezze dell'Italia, la scena dell'esterno della cantina in cui un gruppo di amici in cui è presente un gruppo di amici è stata girata in Slovenia. Il caso è partito da un post pubblicato su Facebook dal regista Massimiliano Milic della Triestina Terror Films e dopo essere stato rilanciato dalla giornalista Selvaggio Lucarelli tramite il Fatto Quotidiano e i social, è approdato anche su siti e testate. In una campagna promozionale dai costi alti, gli scatti sono stati acquistati da una piattaforma archivio a basso prezzo e senza verificare le location. Sapete come il Ministero del Turismo ha deciso di rilanciare il Made in Italy?
ha scritto Milic su Facebook, con un bel video al minuto 0:27 di riprese stock di una cantina di vino della Slovenia spacciate per immagini dell'Italia. E sapete quanto costa un abbonamento annuale dall'archivio stock Art Grid prevalente in questo video? $600. E quant'è costata questa campagna promozionale? 9 milioni di euro. Questo è il post che ha in qualche modo fatto emergere la gaffe di una ripresa di una cantina slovena, l'esterno di una cantina slovena, ma in uno spot che vuole valorizzare il territorio italiano e il Ministero, in questo caso l'ente che ha promosso questa campagna di pubblicità della regione. Nei Balcani, Consiglio di sicurezza, voti africani decisivi per la Slovenia all'ONU, Lubiana punta a ottenere il seggio temporaneo per il 2024, la Presidente Pirk Musar, focus su cooperazione e ambiente. Nel reportage di questa pagina del Piccolo, dall'Ucraina al Kosovo per addestrarsi e disinnescare degli ordigni inesplosi, a Peja nel 2010 un centro di formazione per civili e militari ha ospitato sinora 1500 persone arrivate da decine di paesi. Il settore della nautica in Croazia dà il via alla stagione, nei marina però dell'ACI le tariffe sono salite del 10%, Rovigno fra gli approdi più costosi gestiti dalla società statale, paese in area Schengen, scattano le novità per i diportisti. Il rincaro medio deciso dall'azienda che gestisce 22 impianti segue quello del 7% registrato lo scorso anno. Niente più formalità doganali, la tassa di soggiorno è richiesta soltanto a chi dorme in barca, le altre imposte erano già previste e rimangono come tali. Questa regola però ha fatto storcere il naso più di qualcuno, questo rincaro soprattutto della nautica. Rilancio degli idrovolanti e il tandem con i tedeschi per la struttura di fiume. Il direttore generale dell'azienda di Zagabria è avanti col progetto, rilevate le concessioni per vari scali dal Lusso in Piccolo a Spalato, entro fine anno al via il cantiere di Porto Baros, qui un idrovolante che è un LACI che annuncia il rilancio di questo servizio. Poi altri argomenti, siamo all'attualità nazionale, morte cerebrale per la psichiatra aggredita, arrestato lo sciamano, un suo ex paziente. Pisa, l'uomo nutriva il risentimento per un TSO firmato dal medico nel 2019, la polizia lo ha trovato a casa e lui ha reagito con lo spray urticante. Qui la storia, la vicenda: venerdì alle 18 la psichiatra è stata aggredita all'uscita dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, è stata colpita più volte alle spalle con una spranga da un ex paziente della struttura. Alle 4 di ieri la polizia ha arrestato l'aggressore Gianluca Paul Seung, 35 anni. L'uomo è stato ricoverato nel reparto dove lavorava la psichiatra e aveva manifestato rancore nei suoi confronti. Alle 17:40 di ieri il bollettino medico dell'ospedale annunciava l'avvio della procedura per dichiarare la morte cerebrale della donna di Barbara Capovani. La posizione del suo aggressore ora si aggrava, poi i moventi e tutti gli altri dettagli del caso all'interno dell'articolo. Destra-centro, le ambiguità sulla festa del 25 aprile, scrive Massimiliano Panarari, mettendo in copertina di questa pagina il presidente del Senato Ignazio La Russa al centro della polemica sul 25 di aprile, andando invece alle pagine che si occupano delle notizie di Trieste. Trova ampio risalto, e lo è stato anche per noi di Tele4 nella giornata di ieri, l'insediamento proprio che ha avuto luogo ieri del nuovo vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, la preghiera del vescovo. La chiesa deve essere una famiglia di famiglie, prima il saluto a Trieste dal santuario, poi la cerimonia solenne a San Giusto, il debutto di Monsignor Trevisi alla guida della diocesi triestina. Come detto, ieri lo abbiamo seguito in diretta, vi propongo giusto il servizio della sua orazione a San Giusto proprio nel primo giorno diciamo di lavoro del nuovo vescovo a Trieste. Sto leggendo un libro intitolato Adriatico amarissimo, una lunga storia di violenza. Affidiamo a Dio le vittime della risiera di San Sabba e delle foibe di Basovizza e tutte le altre vittime che ci portano a gridare mai più, mai più.
E invece con tristezza guardiamo al mondo di oggi ancora insanguinato da tante guerre fratricide, da tanti massacri, da tanta miseria che genera profughi, che alimenta disperazione. Sto seguendo con preoccupazioni le sorti della Varsila e dei suoi lavoratori e so di altre aziende in difficoltà. A volte la tristezza è per l'apprensione per i posti di lavoro, per il futuro delle famiglie, per un'economia e una politica che non trovano le giuste tutele per i giovani, per le donne, per le persone fragili. C'è stato spazio per Trieste, per i drammi del suo passato e per l'incertezza del presente, nelle parole che il vescovo Enrico Trevisi ha pronunciato questo pomeriggio da San Giusto, nella sua prima volta da presule. Una cerimonia solenne, come da programma, eppure nel contempo gioiosa, che dopo l'informalità dell'appuntamento a Montegrisa ha salutato l'ingresso del vescovo in diocesi. Accolto dal sindaco di Piazza e dagli onori militari, Monsignor Trevisi ha fatto ingresso in cattedrale con leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia. La cerimonia, si diceva solenne, è stata caratterizzata da momenti particolarmente significativi, arricchita dalla presenza di numerosi vescovi giunti dalle zone limitrofe, ma anche da Cremona, luogo da cui il vescovo Trevisi proviene. Monsignor Giampaolo Crepaldi, il vescovo uscente, ha presieduto la prima parte della cerimonia. Quindi, dopo la lettura della bolla papale ed altri momenti di particolare significato, Monsignor Enrico ha preso ufficialmente posto quale nuovo vescovo e per la Chiesa triestina inizia una nuova era. Questo andare verso gli altri e con una missione che riceviamo da Dio ci appartiene a tutti. A tutti. Non abbiate aspettative troppo alte dal vescovo, ma tutti insieme. Queste le prime parole del vescovo, prima funzione pubblica del vescovo, nuovo vescovo Trevisi a Trieste. A noi ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per i dettagli della giornata. Buongiorno. Buongiorno Guglielmo, felice giornata a tutti. Buongiorno a lei De Grassi, cosa ci racconta di questo lunedì 24 aprile rispetto a ciò che avete in agenda per oggi e se ci sono eventuali segnalazioni? Innanzitutto per quanto riguarda la notte è tutto a posto per quanto ci riguarda, attenzione che il tempo non è dei più benevoli, perciò sempre prudenza quando gli asfalti eventualmente bagnato dalla pioggia. Da segnalare ho una cerimonia alle 9:40 in via Pindemonte che potrebbe provocare qualche rallentamento sulla via stessa. Come giornata di lunedì siamo spesso interessati da operazioni di rimozione legate a scavi, forse a causa del maltempo qualcosa sarà rimandato, al momento è tutto tranquillo. Ricordo anche che c'è la nave da crociera in stazione marittima, arriva e ci sono dei divieti, attenzione perché avesse parcato i veicoli sulle rive nei pressi della stazione marittima stessa. Un'altra segnalazione: dovrebbe venire chiuso oggi in località Santa Croce un tratto tra il civico 19 e il civico 25 per degli scavi urgenti da oggi fino a fine lavori, anche lì ci sono dei divieti, ripeto, in località Santa Croce. Per quanto riguarda il traffico è tranquillo, non abbiamo particolari interventi in atto, invece per la giornata di domani segnalo già che ci sarà la cerimonia della risiera e ci sono dei divieti in via Pagliatucci, perciò come sempre attenzione a questi divieti temporali. Per il momento è tutto. Grazie al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Proseguiamo con le notizie del piccolo, andiamo alle notizie di cronaca, linea diretta, ospedali, polizia in caso di pericolo per i sanitari, collegamento telefonico preferenziale con la questura per contrastare il fenomeno delle aggressioni, pulsante rosso al pronto soccorso di Cattinara e al Maggiore, dotazione in vista per i CSM. Centri di salute mentale. Le immagini qua nelle foto di una stanza di Cattinara devastata da un paziente nei giorni scorsi, l'altra immagine invece il pronto soccorso dello stesso ospedale con una ambulanza che sale la rampa dell'ospedale. Poi ping pong senza frontiere né ansie per il risultato ai giochi di Via Giulia, 21 nazionalità rappresentate e partecipanti da 10 agli 84 anni per 3.500 set totali a 4 tavoli installati al giardino pubblico. Qui le partite di tennis tavolo in contemporanea ai grandi giochi intercontinentali di ping pong in una foto scattata sabato dal fotografo
del piccolo Massimo Silvano, con le persone che si sono messe d'impegno nel tennis tavolo. New Zealand Endeavour si affaccia sulle rive con Wind for Charity, così scrive Francesco Codagnone. Un signore a passeggio sulle rive lancia lo sguardo all'orizzonte, scorge una macchiolina bianca avvicinarsi, ma non sarà mica lei, era proprio lei, la mitica New Zealand Endeavour, il leggendario catch classe 92, la vela vincitrice della 6ª edizione della Whitbread Round World Race, oggi l'Ocean Race, che si è affacciata nel Golfo Triestino ieri mattina, smuovendo le acque e catturando gli sguardi. Un'oretta appena ad ammirare la città da Molo dei Bersaglieri per poi ripartire nella nuova avventura Wind for Charity, e ha fatto tappa a Trieste. Un concorso per le scuole sulla mobilità sostenibile con il progetto del TPL regionale. Fra le altre notizie in breve, osservazioni anti-ovovia dalla pineta di Cattinara, la cabinovia non serve, basta potenziare treni, tram e autobus. Paolo Radivo, portavoce del Comitato Spontaneo per la pineta di Cattinara, ha presentato sabato sera, 9 minuti prima della scadenza dei termini, 32 pagine di osservazioni sulla variante 12 e il piano regolatore generale comunale, accesso nord, mobilità sistematica e turistica. Alle osservazioni personali è stato legato anche il documento del Comitato Scientifico No Ovovia. Invece la commemorazione, Muggia e Trieste ricordano Alma Vivoda. Oggi attorno alle 9:40 una delegazione dell'amministrazione comunale di Muggia porrà una corona d'alloro al monumento dedicato ad Alma Vivoda in via Pindemonte a Trieste. Pagina seguente con la Muialonga, solo e spettacolo per i 20 anni della Muialonga, una festa per 2400 persone. A tagliare proprio il traguardo sulla gara sui 10 km sono stati il keniano Lengen Lokurraru e la slovena Anja Fink. Qui le immagini della Kermesse, che però vediamo anche dal servizio andato in onda nel nostro telegiornale ieri. Una domenica indimenticabile per tutta la SD Trieste Atletica PS e per il territorio muggesano. La Muialonga sul mare, organizzata dalla società presieduta da Alessio Lilli in collaborazione con il comune di Muggia, ha festeggiato al meglio i primi 20 anni di vita, con un'edizione molto partecipata e ricca di spettacolo. Sono stati 2400 i partecipanti protagonisti della Muggia 10 km e della Family Color Run, che hanno corso e si sono divertiti sui percorsi disegnati sul lungomare muggesano, con arrivo allestito del piazzale Lodovico Salvatore. La Muggia 10 km, valevole anche come campionato regionale Friuli Venezia Giulia della 10 km su strada e seconda tappa del Trofeo Trieste, ha festeggiato i successi della slovena Anja Fink e del keniano Lengen Lokurraru. Nella gara femminile la Fink ha rispettato le attese della vigilia, dominando la scena dal primo all'ultimo metro. La ventenne della Fratellanza Modena Giulia Cordazzo ha provato a tenere il ritmo, ma dopo più di 3 km dallo start ha dovuto resistere. La prova maschile è stata animata dal duello fra Lokurraru e l'italo marocchino presente alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Abdullah Bamoussa. I due hanno preso il comando delle operazioni fin dai primi metri assieme all'altro keniano Rogers Maio. Maio si è accomodato sul terzo gradino del podio. In quarta posizione si è classificato il cervignanese Jacopo De Marchi, esploso tra le fila della Trieste Atletica prima di diventare un professionista con la canotta del centro sportivo dell'Esercito. Ancora sport, sempre dal piccolo, perché Trieste del basket cade anche a Pesaro e adesso per la salvezza bisogna battere Verona. Troppo a intermittenza i biancorossi tra palle perse e distrazioni difensive sotto di una lunghezza nel terzo quarto, svaniscono nell'ultimo di quarto. Il KO quindi è sancito col risultato di 94-83 e si mette ancora più in salita la strada della salvezza per la squadra della pallacanestro Trieste. Lever un'arma totale, Bossi ci mette il cuore, le pagelle biancorosse fra chi ha dato qualcosa di più e chi invece di meno. Coach Legovic, noi non siamo morti, serviva pazienza, si sonda il mercato, così l'allenatore sulla sconfitta. Verona sconfitta da Scafati, Varese punita dalla Reyer, Trento espugna Brindisi. Questo il punto fra le altre partite. La classifica vede la squadra giuliana davanti a Reggio Emilia, Napoli, Verona e Varese, ma dietro Treviso, Scafati, Brescia e al gruppo di testa che sono Pesaro Urbino, Brindisi, Trento, Sassari, Venezia, Tortona
Milano è la capolista Virtus Bologna. Questa la classifica è la temuta bagarre poi per la retrocessione che Trieste vuole cercare in tutti i modi di evitare. La Triestina che è chiamata anch'ella a dover evitare la retrocessione, in questo caso lo dovrà fare dai play-out. Gentilini ha fatto un'impresa, ora tocca ai tifosi, la squadra e il suo tecnico hanno avuto il merito di raggiungere obiettivi spareggi partendo dall'ultima piazza. Il pubblico peserà nei confronto con il San Giuliano, doppia gara, andata e ritorno, la prima a Trieste, la seconda in Lombardia, una squadra che è stata già affrontata dalla Triestina recentemente, cui allenatore Gautieri è stato appena esonerato, quindi molti argomenti anche dietro al doppio confronto che la Triestina avrà col San Giuliano per cercare di mantenere la Serie C. Noi invece ci fermiamo qui per la rassegna stampa, tra poco torneremo in diretta dopo la pubblicità per aprire le argomentazioni con i nostri ospiti, ovviamente con gli spunti da casa via mail e via telefono. A tra poco. Eri un mago tipo, ma... Ben ritrovati con Sveglia Trieste, do il buongiorno e il benvenuto alla Presidente della quinta circoscrizione Michela Novelli, adesso Trieste, ben trovata. Buongiorno. Buongiorno anche al consigliere comunale di Fratelli d'Italia Stefano Vatta, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Novelli, diverse attività della quinta circoscrizione, sì, le descrive? Sì, a partire già dal prossimo fine settimana avremo sabato 29 in campo San Giacomo nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, una dimostrazione di rugby. Per tutte le età, tutti possono venire, gli interessati, insomma, dalle 16 alle 19. In collaborazione con la squadra della Giulia Rugby. Giulia Rugby, esatto, sì. E sabato 13 una cosa simile con le biciclette però, che impegnerà tutta la giornata, con gincane e altri esercizi da fare, sempre in campo San Giacomo. Perché come commissione eventi della quinta circoscrizione quest'anno pensavamo di concentrarci per la maggior parte verso la fascia giovani, adolescenti, insomma, anche per contrastare fenomeni così un po' di ragazzi in strada senza scopo, ecco, sì. Quindi l'insegna dello sport fondamentalmente? Sì. Sport, ma faremo anche delle visite guidate, invece questo può interessare i ragazzi ma anche di altre età, nella galleria di Viale D'Annunzio. La galleria antiaerea di Viale D'Annunzio, sì, questo tra fine maggio e i primi di giugno faremo tre eventi con l'associazione che si occupa delle visite guidate lì e nella galleria, quella di via Fabio Severo. Sì, la Klein Berlin. Esatto, Klein Berlin, esattamente. Quindi faremo delle conferenze, faranno loro delle conferenze e delle visite guidate. E poi avremo questo evento il 28 maggio, come l'anno scorso faremo la festa del gioco, è la giornata internazionale del gioco. L'anno scorso abbiamo fatto il campo San Giacomo, quest'anno pensiamo di farla in Piazza del Perugino. Sì, e anche lì coinvolgendo persone di tutte le età, infatti abbiamo contatti anche con l'ITIS, ci piacerebbe fare qualcosa con loro. Poi anche là vicino, quindi. Sì. Abbiamo scoperto che lì, prima della ristrutturazione della piazza, si giocava a tombola. Gli anziani si vedevano per giocare a tombola, quindi sarebbe bello riproporre una tombola. Una tombolata rionale, no? Collettiva, sì. Tipo megafono 61. Esatto, e rispondono anche dalle finestre esatto. Bene. Di questo tipo, sì. E poi ci sarà tutta l'attività estiva, sempre contati per leggere, come l'anno scorso. E poi sull'estate, diciamo, fa un po' anche capitolo a sé, visto che d'estate con la regia anche dell'ente pubblico ci sono diverse manifestazioni, diversi appuntamenti, soprattutto nei rioni, nelle circoscrizioni, che vanno un po' a differenziarsi da zona a zona. Quindi quello sarà interessante anche poterlo unire tipo a puzzle, così si sa che spostandosi da una piazza a un'altra si può trovare un qualcosa e un qualcos'altro. Infatti, sì, per frequentare anche i rioni decentrati. Uno degli eventi che invece è già iniziato e si è già finito è il Carnevale, il Re Carnival, questa edizione, la prima edizione, chiamata edizione 0 perché apri pista, ma insomma la prima edizione di questo Carnevale
fuori stagione Vatta, perché è ad aprile, che però per quello che è stato insomma la resa, da quello che ho capito io, che vale poco ma insomma può far statistica, è stato un carnevale con una sua dignità, niente di clamorosamente spettacolare, anche perché l'organizzazione si è focalizzata intanto su far partire questo evento e poi magari arricchirlo, però è stato apprezzato. Primo anno comunque anche devi vedere un po' come prendere le misure, diciamo. E ho avuto la fortuna di godermi una bella giornata, innanzitutto perché questo weekend siamo stati fortunatissimi a livello di tempo, cosa che non sarà in questi giorni, temo. E appunto ho partecipato, nel senso che ero presente alla sfilata e sono passati molti carri, comunque la maggior parte di Muggia, che si conferma comunque una delle capitali del carnevale a livello italiano. La fucina del carnevale. Certo, a livello di carri sono spaziali. E i carri erano bellissimi, c'era molta partecipazione e c'era una scia lunghissima di persone che sono venute a vedere, specialmente turisti, per la maggior parte erano turisti, credo. Quindi sono comunque eventi e cose che attraggono persone verso la città e fanno parlare della città. Abbiamo parlato qualche settimana fa, avendo la fortuna di lavorare come Maschera a Rossetti, anche qualche volta faccio dei paragoni anche a livello culturale. Abbiamo avuto la fortuna del Rossetti che ha preso il Fantasma dell'Opera per luglio, adesso del Rossetti, del Teatro Rossetti e di Trieste ne stanno parlando un po' in tutto il mondo, perché ci sono comunque persone che vengono a vedere da altri continenti, da tutte le parti d'Europa lo spettacolo. Lo stesso fa un grande evento del genere, c'è un carnevale con la gente che ti arriva da est, da ovest, da sud, da nord, fai parlare della città e riempi la città e questo non fa altro che bene. Bene, abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Con chi parlo? Allora, guardi, siamo in diretta su Tele4. Oh, bravo. Bene. Grazie. Qua c'è Prego. una nonna bisnonna, Sì. non sia soltanto vecchia. Mi volevo fare un appunto a chi di dovere, che non lo so, perché non lo so, della sporcizia che avevamo Piazza Sansovino e Scale Stendhal da una parte e dell'altra, la strada per andare a San Giusto. Mica avevo un ospite dal Veneto, dunque abbastanza vicino, e mi ha detto: ma non si vergogni, cosa fa il vostro sindaco, il vostro vice e il vostro coso? Ma la fermata della 29 che c'è tra le due gallerie, mossiconi, sporcizia, non piovi, se non piovi bisogna procurare con l'acqua. Cosa fa la ditta Crismani? La scova e dopo va via. Ma cosa siamo? È inutile carnevale, non corri farlo, siamo già. Mi dispiace essere la voce, perché a me non mi interessa, per me è il mio rion, faccio la spesa e vengo a casa. Ma se ti porti uno, come che lo porta a me, la vende il Veneto, non la vende l'America, e capito, noi avevamo anche le chiavi per i bidoni delle immondizie. Ma benedetta donna che dico, noi dobbiamo stare attenti quando che buttiamo via le scovazze, se c'è qualcuno vicino che ti dici cosa la cerca, oddio, cerco il vetro, la plastica e la carta. La butti qua e la fa presto. Ora, e cose vuoi che facci una vecchia, non la puoi, perché il matto tira fuori un coltello, magari. Proprio sporco, guarda, adesso mostrerò le due scale. Una è il passamam, perché si è messo sotto l'Austria, che non me lo tocchi perché sennò a me non posso neanche andare dopo le scale. E da un'altra parte non so perché mi pare che non si può metterlo perché c'è anche finestrelle e robe, ecco, non sarebbe proprio il caso. E sotto nella galleria passa la 29, solo la 29 mi pare, no? Ma il sporco che era deve vergognarsi, ma naturalmente non piovi. Ma cosa il sindaco aspetta che piovi per fare la pulizia? Va bene, ok. Signora, io lo ringrazio e mi scuso tanto. Grazie della segnalazione, siamo con le immagini proprio nell'area
identificata, confina più o meno con la circoscrizione, no? Quinta, esatto, fra quinta e quarta più o meno là i confini sono un po'... Inizia da metà Piazza Goldoni. Ecco. Quindi Novelle, diciamo un po' deputata anche a conoscere queste aree. È così sporca come descrive la signora quella scala? Io devo essere onesto, non ci sono passato recentemente. O ci si rassegna. Esatto. Quindi noi riceviamo spesso segnalazioni e li giriamo, quindi immagino che sia una questione anche di costi per la polizia. Insomma. Certo, vorrei evitare di lanciare croci addosso a ditte che magari, come quella menzionata dalla signora, magari non hanno niente a che fare con, quindi insomma la pubblicità gratuita non è il caso. Non so se sia quella ditta deputata dalla polizia, però insomma non è... Cioè, mi dissocio dall'accusare quel tipo di ditta perché magari non c'entra assolutamente niente, si è chiamata in causa per nulla, ecco, volevo dichiarare questo. Comunque vanno sempre bene le segnalazioni, noi le giriamo sempre, ogni volta che ci arrivano le giriamo agli uffici preposti, quindi va benissimo. Poi bisognerebbe lavorare anche su un piano di sensibilizzazione della popolazione, perché i mozziconi si possono anche non buttare a terra, come raccogliere deiezioni canine, quello spetta alle persone, quindi bisogna sensibilizzare. No? È una segnalazione diffusa, non dico quella della Scala, ma questa della sporcizia in sua circoscrizione, Novelle? Ma sì, ci arrivano spesso, sì. Cioè, vi arriva spesso, soprattutto qualcosa di particolare, tipo la piazza San Giacomo, per fare un esempio. Sì, lì quella è continuamente attenzionata, comunque, sì, e comunque ci sono anche proprio, viene visitata regolarmente, tenuta sott'occhio, lì abbiamo diversi problemi, quindi sì. Però lì è stata fatta una polizia con questa associazione che si occupa, che lo fa volontariamente di ripulitura, e lì abbiamo ad esempio trovato tantissimi bicchierini di plastica e le palette dei caffè del distributore che c'è lì vicino. Quindi veramente è una questione di sensibilità, ci sono i bidoni lì, perché buttarli sotto la siepe, quindi sì. E poi ci sono problemi più grossi relativi alle scale di sistemazione proprio delle scale, la scala quella sopra Piazza Goldoni è messa male, è proprio pericolosa, quella va sistemata proprio, sono lavori più grossi. Chiaro. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sì, ascolti, vorrei segnalare una roba. Visto che in campo San Giacomo sabato fanno una manifestazione, mi sembra di aerobico, com'è che si dice, e mi sente? Sì, prego, sì. Sì, allora vorrei capire come mai là non c'è, la fontanella è chiusa dell'acqua, uno. Secondo, come mai non c'è nessun posto per andare in bagno, non ci sono gabinetti né niente? Ok. Si dovrebbe provvedere, a parte in campo San Giacomo, anche altre parti, no? Grazie. Diciamo che sbandierarono tanto che siamo una città turistica e poi faccio un giro per la città e il gabinetto dov'è? Grazie. Signora, grazie della segnalazione. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, è così in campo San Giacomo, no? Mancano un bagno, sì. La fontana non La è fontana attiva? non sapevo, ma segnaliamo, se la fontana non funziona segnaliamo, sì. Un po' bizzarro, visto che comunque d'estate è presa d'assalto, la fontana forse è stata chiusa per l'inverno. Non sapevo. Vatta, lei vive anche di queste segnalazioni, no? Nel territorio molto spesso. Sì, la maggior parte delle segnalazioni arrivano nell'ambito urbanistico, diciamo, quindi marciapiedi, strade, buche, pali, lampioni non funzionanti, e poi questo della fontana la prima volta, però diciamo sulla pulizia, anche sul decoro urbano ne arrivano tante, appunto parlavamo anche delle deiezioni canine ad esempio. Diciamo riguardo all'evento non so chi l'abbia organizzato, non ho ben capito la circoscrizione, sì. Non so se ci sia da chiedere un permesso, cioè sia da richiedere magari un servizio igienico. Mi informo, questo dura 3 ore, forse. Allora non so. Per l'altra che dura l'intera giornata, forse sì, mi informo anche un passaggio alla fine, no? Magari una cosa del certo, genere. di sistemazione. Sì, di solito poi non so quali siano gli accordi. Allora abbiamo una mail
un attimo solo, ecco qua. Buongiorno, in merito alla prospettiva di un biglietto di ingresso per l'accesso al parco di Miramare, sarebbe auspicabile che l'ingresso resti gratuito per i residenti, ok per i turisti. Grazie, saluti, dice Robby. PS, un saluto particolare a Vatta, complimenti per il suo operato. Vatta, vuole rispondere lei su Miramare, poi facciamo parlare anche. Sì, innanzitutto ringrazio per la mail e per le belle parole. E sul parco di Miramare sono assolutamente d'accordo, infatti uno dei luoghi, diciamo, dove andare la domenica pomeriggio, la domenica con la famiglia magari per noi triestini, quindi è giusto che magari rimanga gratuito. Per quanto riguarda i turisti, diciamo che ci può stare il fatto di pagare il castello, l'ingresso e il parco no, però nel momento in cui puoi mettere un biglietto magari a prezzo basso anche per i turisti, magari potrebbe anche essere un sistema per aiutare la manutenzione del parco stesso, nel senso magari i costi sono molto elevati, penso, per mantenere il parco, quindi prevedere un biglietto basso da parte dei visitatori sarebbe anche un'opzione fattibile. Ecco. Ok, Novelle è d'accordo con differenziare il biglietto? C'è un'idea simile anche per il tram, Sì. Ampliando un po'. Anche con la cabinovia, ad esempio. E anche con... Vabbè. Parliamo di cosa c'è, seppur fermo. Sì, poi vedremo cosa c'è. In prospettiva. Sì. Dov'è, cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo, nel senso che le aree verdi sono così poche in città che far pagare l'ingresso alle poche che ci sono mi pare un po' esagerato, quindi sicuramente è gratuito per i residenti, direi di sì. Poi però appunto potrebbe aiutare la manutenzione, no? Anche vediamo il giardino pubblico, sì, però... rispetto a quando ero piccolo o comunque negli anni, mi ricordo che c'era un custode. C'era un po' più di manutenzione una volta, no? A livello aiuole. Anche per Villa Engelmann? Sì. Però ma è da mettere in conto perché è salute, no? Devi salute. avere delle entrate per fare dei lavori magari di manutenzione. Però si può anche decidere di spendere diversamente i soldi che già ci sono, secondo me. Nel verde va investito di più, nella cura del verde va investito di più perché ha a che fare col benessere nostro, no? Salute fisica e mentale, quindi fa un sacco bene il verde. Andiamo a sentire un'altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno dottor Gullotta, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Mi scusi, ieri mi sono tirato giù il testo della legge 205 dove che integra la legge 190, perché l'altro giorno ho letto sul giornale 2 o 3 giorni fa che adesso il comune tramite il sindaco vanno a spendere altri 76.000 euro per una consulenza legale per la cabinovia. No? Allora, leggo, se mi può permettere un attimo. Il testo del comma 6 e 19 è stato integrato nel 2017 con la 205. Le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo, comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adria Termina e la fascia costiera del Porto Vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il Comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili per gli interventi di infrastrutturazione del Porto Nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto Franco ai sensi dell'allegato ottavo del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947 e reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato. Allora io mi chiedo, no? Adesso si spendono altri 76.000 euro nostri dal Comune per fare una consulenza dove una cosa, la legge della Repubblica Italiana non permette di farlo? Dico, con la miseria che c'è in giro, i negozi che chiudono, la gente che rimane in strada, i mutui che non riescono più a essere pagati, le pensioni minime e via dicendo, perché non ci sono solo le immondizie a Trieste, purtroppo dico io, no? C'è tanta miseria, è sotto il tappeto ancora. E io mi chiedo, e i consiglieri comunali cosa fanno? Non vanno a vedere la legge? Non si muovono?
come permettono che siano buttati via altri 76.000 euro adesso? La ringrazio e una buona giornata. Novel, prego. Beh, qui parlo anche come esponenti di Adesso Trieste, noi siamo fortemente contrari a questa opera molto dispendiosa in tutte le sue fasi e lo sarà anche dopo, speriamo non venga realizzata, ma noi siamo contrari decisamente, quindi... Attendete i ricorsi, no? Sì, come diciamo strumento più forte, attivato per contrastare il cambio via, corretto? Sì, sono state depositate adesso tutte le osservazioni e poi faremo tutti i passi necessari, insomma, però sì, siamo ancora speranzosi. Vatta? Tue parole? Sì, il signore parlava del ricorso che il Comune dovrà tenere, penso c'entra la questione del Comitato Nuovo Via, tutte queste... Sì, credo anche la questione delle comunelle, gli espropri, no? Sì, espropri. Esatto. E diciamo, si sapeva che si andava incontro, diciamo, una specie di battaglia legale, e questo lo sappiamo perché appunto dall'inizio si parlava della possibile conseguenza legale che da parte del Comune, perché il Comune per difendersi deve utilizzare ovviamente i soldi dei cittadini, e questo è un dato di fatto. Poi per quanto riguarda allegati e leggi, penso sia un sostenitore del TLT, il telespettatore. Onestamente, come ho fatto anche altre volte, cerco di non entrare nel merito perché non sono molto esperto nella questione, diciamo, del trattato di pace, TLT, Trieste, la Trieste che fu, ma cerco di guardare avanti, quindi se non sbaglio ci sono stati anche là dei ricorsi da parte sempre della federazione, tutti persi, quindi diciamo alcune che cause sono in piedi ancora. Sì, però diciamo che è un po' una battaglia persa, quindi cerchiamo di guardare avanti, di andare avanti. Poi ovviamente il compito di un consigliere comunale è certo che è seguire la legge, poi bisogna seguire la legge dello Stato in cui si è, quindi lo Stato italiano, e cercare di fare comunque tante piccole cose, cioè, se ognuno inizia a pensare a trattati di pace, a grandi questioni internazionali, non andiamo da nessuna parte, quindi ben vengano le telefonate sul decoro urbano, ben vengano gli eventi in piazza, ben vengano diciamo, tutte quelle manifestazioni che nel nostro piccolo portano un grande contributo alla città. Leggo un'altra mail, buongiorno a voi. Quando un'amministrazione comunale non dà dei servizi al cittadino non ha diritto di esistere. Per esempio sull'igiene della città non ci sono dei servizi igienici, la città è un orinatoio per cani, marciapiedi con buche, ascensore della casa Bartoli rotto da 25 anni, le autovetture nello spazio dei bus, poca sorveglianza nei quartieri, consiglio al comune meno opere grandi e più servizi al cittadino. Questo scrive Nevio Tull, aggiungendo vive il 25 aprile. Volete fare un commento più che altro su quello che riguarda anche la mano dell'amministrazione riguardo a questo tipo di richieste, soprattutto l'igiene della città, le buche dei marciapiedi, se vogliamo anche l'ascensore di casa Bartoli, diciamo sgraverei il comune o i consiglieri dalla responsabilità delle autovetture nello spazio degli autobus, perché quello è il singolo cittadino che quando posteggia in doppia fila rende poco gradevole e anche agevole le manovre dei bus o di chi ha magari il diritto di occupare quel posto in quel momento occupato in divieto. Ecco, insomma, su questo credo che non ci sia competenza comunale, se non nel dispiegare più forza in campo per tipo polizia locale per evitare, esatto. Prego. Multare le autovetture in questione, cosa giusta. E diciamo sono tutte delle osservazioni che si possono fare, penso, in qualsiasi mandato comunale di questi anni, perché decoro delle strade, decoro urbano, come delle auto in sosta, purtroppo appunto è una critica che va sempre bene, quindi ringrazio per la mail il telespettatore, però sì, diciamo che il fatto delle buche dei marciapiedi sono anni che se ne parla. Purtroppo a Trieste c'è una quantità di strade di marciapiedi enorme e le forze dispiegate sono veramente notevoli, cioè vengono spese tanti milioni all'anno, se non sbaglio più di 200 milioni all'anno per la manutenzione di strade e marciapiedi. È ovvio che
ogni anno bisogna coprire un determinato chilometraggio di strade di marciapiedi, quindi pensare di avere tutte le strade perfette non è fattibile. Poi sicuramente anche io ho notato in quest'ultimo periodo, per esempio via Milano, via Roma, quelle vie lì, dove stanno passando adesso per ovvi motivi i tir, i grandi camion, ci sono delle buche che si sono formate nel tempo veramente grandi, perché appunto rovinano tutto il manto stradale con il loro grande peso. Novel, se Sì. c'è anche poi qualche urgenza in quella che è la sua circoscrizione, ce lo faccia pur sapere. Sì, bene. Allora, a proposito delle buche e delle strade, ecco, quello ci interessa molto, anche perché ci ruba molto tempo, perché sono tante le segnalazioni di buche, problemi nelle strade, e noi abbiamo anche più volte scritto agli uffici perché ci mandino la mappa dei lavori in corso per non segnalare sempre quelli, e non c'è mai arrivato. Ma adesso avremo il 4 maggio un incontro con gli assessori, abbiamo invitato Lodi Savino, probabilmente non verrà Savino ma verrà Babuder, esatto, e quindi vorremmo riproporre la questione lì. Ci pare che, a me pare che la cifra sia inferiore a quella che diceva il consigliere Vatta, sia a proposito delle strade, ma chiederemo esattamente. Mi pare che sia molto di meno, perché va implementata quella cifra, insomma, perché è un problema per tutti gli anziani, le mamme con i passeggini, è pericoloso, molti si fanno proprio male, quindi bisogna risolvere. Poi anche brutto, a proposito di decoro, vedere tutte queste transenne in piedi, i sacchi lasciati lì, le transenne cadono, insomma non è proprio bello anche a livello di decoro. E per quanto riguarda il 4 maggio, adesso vedremo se riusciamo a fare la seduta, che come sempre sono aperte le sedute, pensavamo di farla in via Frausin, perché c'è anche quel complesso là che ci interessa molto, complesso sportivo che adesso partiranno i lavori per risistemarlo. Noi, ma non solo noi, c'è un comitato ampio che ha sede a San Giacomo, vorrebbe che la fruizione fosse pubblica di quell'area, perché ne abbiamo bisogno, no? E quindi che non fossero destinati i lavori per poi affidarli a privati, ma che rimanesse pubblica la fruizione, perché è importante per gli anziani, per le scuole vicino, i giovani sempre, quindi ci sono queste cose che ci stanno a cuore. Ecco. Comunque volevo chiedere scusa, ho sbagliato la cifra, mi sono confuso con i chilometri di strade. Sì, no, infatti mi sono accorto della gaffa. Mi sono confuso perché sono più di 200 milioni all'anno, cioè 200 chilometri all'anno di strade che vengono prese in manutenzione da parte del comune. Ecco. Abbiamo... Va bene, non c'è problema. Abbiamo una telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno a lei, sugli ospiti, sono Gino. Ci dica. Fa veramente tristezza sentire dei rappresentanti pubblici che in qualche modo o non vogliono o non sanno ascoltare. Il signore che ha citato la legge precedente, che l'ha letta, ha letto una legge italiana. Se dentro la legge italiana c'è il discorso del trattato di pace, è un qualche cosa che fa parte di quella legge, come fa parte il trattato di Maastricht, c'è il trattato di pace. Quindi dire che il trattato di pace è un qualcosa del passato che non si deve guardare è come dire Maastricht, Europa, non c'entra niente, non si fa niente, si fa quel che si vuole. Ma dobbiamo essere coerenti, ragazzi. Se volete fare i politici dovete anche studiare un pochettino, perché sennò le cose qua vanno a catafascio. Buongiorno. Grazie Gino. Beh, il rimando Vatta Sì, e no, appunto lei ha nel detto senso avevo capito l'esposizione del telespettatore, semplicemente si citano dei ricorsi che sono in atto nei confronti dell'amministrazione comunale e di questo ne siamo consapevoli. Poi tutto il discorso del appunto trattato di pace, diciamo tutto il discorso della federazione TLT, dato che ogni volta che sono qui presente in trasmissione arriva quasi sempre una telefonata a riguardo, alzo la mano e dico che lascio parlare chi ne sa più di me, o comunque mi concentro su altri temi, perché mi sembra sempre di rigirare la frittata, anche sentendo le trasmissioni da casa. Comunque sono telefonate che arrivano sempre utili a se stesse, fini a se stesse. Dobbiamo andare in pubblicità, una breve interruzione, ci vediamo tra poco.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste, le 8:05 di lunedì 24 aprile. Novel mi diceva della piscina del Da Vinci, Sì, no? sì, Che sì. ricade nella circoscrizione la quinta, Sì. confine con la quarta, Sì. proprio con la quarta circoscrizione con il presidente Rossetti Kosulic. Avete cercato di muovere un po' anche il sentimento della zona con la scuola e con il vicinato. Sì, e recupereremo anche questo perché era un anno fa, a giugno, abbiamo fatto questo incontro importante al Museo Revoltella con l'università. Con l'università. E l'EDR, sì, e poi sempre questo comitato di San Giacomo ha posto la questione al sindaco quando è venuto in visita, per i primi di settembre, però la questione lì non si è più ripresa in mano, adesso la riproporremo il 4 maggio, perché anche quella è un'area importante per il rione, perché tutti hanno chiesto la piscina invece che l'aula magna, no? Almeno tutti all'esterno, poi Sì, naturalmente chiaro. la scuola Invece la ha chiesto scuola la piscina. ha puntato L'aula magna. sull'auditorium, Sì, sull'aula magna. sì, l'auditorium, sì. Sì. La dirigente preferiva questo, credo anche diversi alunni, anche perché molti alunni non hanno mai conosciuto la piscina, tra l'altro, non hanno ricordo della piscina. Molti alunni non fanno neanche sport. Ecco, ne fanno altri e comunque appunto anche per il fatto che la piscina terapeutica è chiusa si sente proprio l'esigenza di un altro luogo nel quale fare sport. Però insomma. quante probabilità ci sono al momento che quella ritorni in una piscina, secondo lei? È una questione appunto di decisione, di scelta politica. Che Però abbiamo- ecco, c'è anche la scelta può essere politica, ma Sì. la scuola poco a che fare con la politica forse, cioè la Sì, scuola ma- sceglie nel merito. Sì, però quando abbiamo parlato con la dirigente ci sembrava anche aperta, Ah, cioè, ok, quando- una volta che ha sentito che c'era Che c'era desiderio di questa piscina, senso, dice questo sì, senso. naturalmente mettendosi d'accordo, no, con gli spazi, i parcheggi, Chiaro. bisogna un po' sistemare gli orari, la fruizione anche da parte della scuola, quindi E sì, del- non era chiusa ecco, a questa possibilità. Non è ancora stato definito niente, quindi. No, infatti faremo il punto, sì, a un anno di distanza. Infatti, sì. difatti. Sì, sì. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Culotta, sono Luisa. Sì. E il 25 adesso sarà il giornata della liberazione. Domani, sì. Sì, perché mio papà, come che sa tante persone, è morto nella Resistenza come militare italiano il 16 aprile del 1944 e questi ragazzi deve ringraziare tutti quei che sono morti per la libertà contro il nazismo e il fascismo. Speriamo che questi ragazzini a scuola abbiano imparato e che abbiano segnato cosa che era la seconda guerra mondiale. Mi ero piccolina, che avevo 3 anni, tutto quello che mi ha raccontato mia mamma, un disastro. Per questo adesso mi sono molto arrabbiata perché mio papà è morto per la libertà, mi sono anziana che avevo bisogno di un dottore perché ho problemi ai piedi. Per avere un appuntamento per un ortopedico devo aspettare mesi, dovevo prendere un privato che ho fatto un preventivo, mi prende per quella visita che devo fare 400 euro e mi con la pensione di 800. Allora mi dice lei come noi possiamo fare poveri i nostri pensionati che noi ha un reddito e è morto per la libertà, perciò che la figlia e i nipoti un giorno gabi la giustizia. Ecco questo, voglio pace, che sia pace, che non sia mai più guerre. Grazie, buongiorno Culotta. Grazie Ciao. Luisa, grazie del messaggio che credo può raccogliere ampia condivisione quando si chiede una sanità che non si ingorghi su se stessa quando il cittadino ne ha bisogno, e la pace sacrosanta. Vatta, comincio da lei. Sì, no, i temi toccati sono molteplici, il discorso della sanità l'abbiamo affrontato in questi mesi, soprattutto che era candidato alle regionali, è stato il tema centrale in questo ultimo periodo, ma negli ultimi anni. E, sicuramente non dobbiamo dimenticarci il solito discorso del Covid, 2 anni di Covid, quindi tutto il discorso degli infermieri e del personale sanitario al collasso. Numeroso personale sanitario si è trasferito dal pubblico al privato, numeroso personale sanitario ha scelto altri ambiti lavorativi
anche per via del sovraccarico del periodo del Covid, e poi tutta la struttura sanitaria a livello nazionale ha subito comunque appunto abbiamo notato che c'è poco personale e quel personale che c'è magari a livello economico dovrebbe essere una paga più adeguata. Infatti il Presidente della Regione, una delle prime cose che ha proposto, che ha detto da neoeletto, o comunque a ridosso delle elezioni, del ballottaggio, delle elezioni, era appunto che sul personale sanitario bisognava fare delle riforme importanti. È un problema che la Giunta regionale è consapevole di avere, ma diciamo che non è solo in Friuli Venezia Giulia il problema, ecco, è un po' tutto a livello nazionale. Per gli altri discorsi capisco comunque le esigenze comunque di una persona anziana che ha una pensione bassa, una pensione di 800 euro con un esame che ti costa 400, metà stipendio in quello, più bollette, bere e mangiare, non credo che ci arrivi a fine mese. E quindi di conseguenza anche sul lato economico pensionistico a livello nazionale bisognerà farci qualcosa. Ecco. Novel, sì. Lei era anche candidata, sì. Quindi diciamo che in questo mese di campagna elettorale, che per chi è coinvolto diventa poco più turbolento, ha masticato molto di tema sanitario. Certo, era uno dei nostri punti più forti e ci dispiace poi alla fine per come sia andata, cioè siamo contenti per i risultati come lista, però appunto speravamo in un risultato migliore complessivo. È un grosso problema questo. Già l'anno scorso a gennaio noi abbiamo come circoscrizione abbiamo fatto una seduta pubblica su questo tema invitando il direttore di Assugi, ma non è venuto né ha mandato nessun altro, né 2 righe, niente, quindi ci preoccupava già all'epoca questa mancanza di comunicazione, di ascolto, e quindi sì, siamo piuttosto preoccupati per quanto riguarda questo tema, no? C'è il progetto di ridurre i distretti da 4 a 2, quindi le cose possono peggiorare, e appunto il Presidente, che è stato rieletto, Presidente di Regione, rispetto agli anni passati ha aumentato molto i finanziamenti ai privati per quanto riguarda la sanità, quindi noi siamo molto preoccupati. Sì. Poi sappiamo, no, in diverse regioni, in diverse aree della regione, anche la fuga di personale ospedaliero verso il Veneto vicino, quindi sì, siamo preoccupati. Certo. Terremo d'occhio la situazione, ma sereni non siamo. Ecco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Volevo rivolgermi alla signora che ha fatto la telefonata precedente. Sì. Se avevo anch'io dei problemi grossi ai piedi, sono andata privatamente da un medico, ho speso più di 1.000 euro e lui voleva assolutamente farmi l'intervento nella sua clinica privata nel Veneto, e invece una collega mi ha detto di andare da un massaggiatore cinese a Gorizia con 4 sedute. I miei piedi sono ritornati a posto, fa col balsamo di tigre. Non so se è stato un caso, ma è un anno passato, non ho più problemi ai piedi. Se la signora desidera avere il mio numero di telefono, glielo potete dare tranquillamente. Va bene. Perché so cosa che significa avere dei dolori ai piedi. D'accordo. Signora, grazie. Buona giornata. A lei. Grazie. Poi ecco, sorprendentemente talvolta si riescono a trovare soluzioni che non ci si aspettava, magari con un massaggio risolvi un problema che può invece magari sembrare ortopedico a livello di intervento, quindi questo è un bene, però ecco, insomma, sicuramente di fondo il problema delle visite che vengono diciamo fissate a lunga data, e anche poi degli interventi che se non svolti tempestivamente nel pubblico vanno a ricadere per chi ha urgenza in una ricerca di prestazione da un privato, quello mette in ambasso poi chi ha fretta o chi non ha la disponibilità economica per poterlo fare, ma non diciamo niente di nuovo.
Novello. Sì, mi viene da dire che ancora di più sanità e profitto non possono andare d'accordo, no? Per cui veramente bisogna investire sul pubblico, perché la sanità deve essere libera, un po' come la scuola. No? Io certo. insegno a scuola e anche là dobbiamo essere molto vigili, ecco. Vi leggo un'altra mail, dunque un attimo solo. Viva la cabinovia, viva la sua realizzazione, avanti al comune, bravo anche per l'innovazione. Purtroppo ci sono tanti ignoranti ed anche peggio. Per quanto concerne le comunelle, si sta discutendo in tribunale che il ricorso da parte del comune e regione, primi 2 gradi vinti dal pubblico e terzo delle comunelle, perché chi a Roma ha tradotto comune, iscritto al tavolare come comunelle, in realtà in Slovenia si scrive ius, terreni poi autocertificati da chi comunella per dire che sono 2 possibilità che gli aveva dato la regione sotto Antonio e Tondo, che probabilmente nessuno dei 2 conosce le leggi in materia. Le comunelle poi, anche se in tribunale gli desse ragione, non è vero che non sono auspicabili, semplicemente il pubblico al posto di quei terreni può dargli altri con cambio. Abbiamo ogni giorno lo stesso signore che parla del TLT, anche questo porta via tempo a chi può dare osservazioni utili. Le sue può discuterle solo in tribunale, che come è evidente ormai ha perso da 75 anni. Buona giornata Paolo. Un po' di tutto. Sulla cabinovia avremo forse anche un'altra mail. Chiedo come mai è stato affidato l'incarico ad un legale estraneo all'amministrazione comunale per difendere l'idea balzana della cabinovia. Il comune non ha al suo interno degli avvocati capaci che sono stipendiati con i soldi dei cittadini. Mi sembra un insulto alle capacità degli avvocati comunali eppure dei cittadini. Vatta, cosa ne pensa? Sicuramente vedendo il clima non so quali siano state le scelte dell'amministrazione in questo senso, però magari una persona esterna che non può essere sopra le parti, diciamo non schierata con, non schierata contro, perché comunque ognuno fa il proprio lavoro, chi ha un incarico pubblico, chi no, ma comunque siamo tutti dei cittadini normali, come siamo tutti cittadini di Trieste, e quindi è normale che ognuno abbia le proprie idee, quindi anche al di sopra delle parti probabilmente. Quindi una realtà esterna può non essere condizionata da quello che può essere anche il suo giudizio interno alla città. Esatto. Ci può Poi stare come scelta. Sulla mail precedente del signore devo dire di essere d'accordo con quasi la totalità dei punti toccati, la maggior parte sì. Cosa ne pensa di questa consulenza esterna, Novello? Non lo so, non so perché sia stata chiesta all'esterno e non all'interno, francamente non lo so. Va bene. È sempre una spesa. Non c'è nessun problema. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei, a Vatta e alla rappresentante di Adesso Trieste, Nivea. Buongiorno. Allora, Gulotta, io ho sentito queste telefonate sulla sanità, no? Allora, intanto l'altro giorno la signora Luisa ha detto che era andata in pronto soccorso perché aveva male ai ginocchi e poi era andata da un fisioterapista. E hanno detto che doveva fare un ciclo di ozono. Adesso per una visita ortopedica assolutamente io non penso che ci siano 400 euro, assolutamente, no? L'ozono non è una seduta sola, è un ciclo di ozono, non so se sono 5 o 10, non mi ricordo. Comunque il prezzo era 400 euro per l'ozono. Io non vorrei che fossero dati dei messaggi errati, no? Perché la sanità lo sappiamo tutti come funziona, però non è che sia proprio queste cose che dicono per Sveglia Trieste. Per esempio io avevo sentito mesi fa che ci volevano 6 mesi per una mammografia. Io facevo lo screening e mi stavano scadendo i 2 anni. Allora sono andata, ho chiesto alla mia internista di farmi la richiesta e ho detto se sono da aspettare 6 mesi allora la faccio subito, perché no? E invece sono andata al CUP, mi hanno dato l'appuntamento in 10 giorni. Sono andata su da Urisina, hanno fatto la mammografia e sono a posto. Allora io so, lo ripeto, che la sanità non è adesso ultimamente, visto la crisi, però non spariamo sempre sulla sanità, perché in effetti insomma
penso che qualcosa funzioni, no? Beh, senz'altro. Perché se uno, per esempio anche ieri è successo questo incidente al villaggio mi aiuti Gulotta, perché il villaggio del pescatore, sì. No? Sono arrivati elicotteri, sono arrivati tutti, ma insomma lo so, lo ripeto, lo so, ma attendiamo con un po' di pazienza, non diciamo anche stupidaggini sempre, no? E io non devo scusarmi come lei, Gulotta, e neanche mettermi la cenere in testa, no? Eccolo, grazie, arrivederci. Grazie. Guardi, io non mi devo mettere la cenere in testa, mi scuso quando sbaglio, semplicemente il ruolo che ricopriamo noi deve essere terzo rispetto a questi argomenti. Condivido con quello che ha detto la signora rispetto a un clima generale che sicuramente guarda la sanità con attenzione perché è una priorità della vita di noi tutti e della società. Poi molte volte anche in questa trasmissione si vive di episodi, cioè chi chiama e lamenta che la propria visita è stata programmata da qui a un anno, chi magari ha la fortuna, come abbiamo sentito, di averla da qui a 10 giorni, solo che la raccolta di tutti questi episodi, statisticamente parlando, la media vuole che la gente si lamenti, più che sottolineare che qualcosa è andato bene. Questo è il termometro di una situazione che, sebbene la sanità in regione, prendendo anche a paragone con le altre, non si può dire che sia un disastro completo, perché qualcosa effettivamente, insomma, bisogna dire va sicuramente bene. Il sentimento medio di chi chiama, perché poi c'è anche chi non chiama, ma di chi chiama e che lamenta qualcosa, indica che c'è un miglioramento da fare, fondamentalmente. Infatti, quello di cui parlavo prima è che la sanità è un problema in Friuli Venezia Giulia, sì, ma in Friuli Venezia Giulia come in Veneto, come in Trentino, come in Lazio, come anche possiamo citare anche altri paesi europei. Cioè, non è che ci sono liste d'attesa lunghe solo in Italia, non ci sono liste d'attesa lunghe sulla Trieste, quindi diciamo che sì, è stato un tema centrale appunto per la campagna elettorale delle regionali, perché probabilmente era l'unico tema che l'opposizione su cui poteva attaccare e di conseguenza così è stato fatto. Poi i cittadini hanno votato scegliendo in larga parte Massimiliano Fedriga e quindi di conseguenza anche un giudizio sull'aspetto sanitario è stato dato. Poi sicuramente sono il primo a dire che non è tutto perfetto, è tutto perfettibile, sì, però sì, diciamo guardiamo un po' più in grande, un po' più oggettivamente come sono le cose, ecco. Novello. Sì, direi che hanno votato, ma hanno votato molto in pochi, hanno votato in purtroppo pochi. sì. Hanno votato in pochi. Ancora meno centrosinistra, dai, diciamo così. Perché questa è una cosa grave, nel senso che le persone non ci credono più, non credono più al voto, ci sarà un grande lavoro da fare. Ma voi vi siete chiesti perché? Domanda proprio, diciamo, colloquiale fra di noi. Sì, perché la gente non va a votare? Non interessa, uno dice non interessa la politica, d'accordo, posso anche capirlo, ma non ti interessa la politica perché hai altri interessi e quindi ti distrae il fatto che se accendi la TV o apri un giornale si parla di cose che ti possono riguardare perché ti dedichi al tuo lavoro, alla tua famiglia, ai tuoi interessi, oppure seguendo la politica non si ritrova credibilità? Cioè c'è un'alienazione della politica o un disgusto della politica perché la si conosce, secondo lei, Novello? Diciamo, la cosa complessa come sempre, credo che nel corso degli anni ci sia stato un progressivo allontanamento, anche voluto, quindi va bene che la gente non si occupi di politica, quelli che lo facevano con più interesse si stanno un po' rassegnando, quindi credo ci siano più cause. Più componenti, sì. Vero? Vediamo anche un risveglio, questa nascita dei comitati, è una cosa molto bella, anche dei giovani attivi, no, per l'ambiente. Anche adesso Trieste ha dato il suo contributo, speriamo di sì, possiamo dirlo anche avvalorandolo dalle percentuali prese alle comunali, sebbene anche lì l'affluenza è stata in calo rispetto alla media del precedente, però un movimento civico come è stata la lista di piazza a suo tempo, come è stato adesso, ma adesso Trieste nelle ultime elezioni,
ha portato magari al voto gente che prima non avrebbe dato una preferenza. Sì, questo ce l'hanno detto, insomma, in molti. Infatti, sì, questa lo dico perché è una cosa è stato bella. comunicato, sì. Sono naturalmente lavori lenti, adesso che ci vuole tempo, ma siamo fiduciosi per il futuro, ecco, per le prossime elezioni. Sì. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno a lei. Buongiorno, io volevo, secondo me, a mio avviso, spiegare il motivo anche di poca fiducia da parte degli elettori. Diciamo che a votare a livello locale magari può comportare qualche cambiamento su quanto riguarda le sorti della città o della provincia o del comune, eccetera. Però se si guarda a livello italiano, secondo me oggi andare a votare non serve proprio a niente, visto che, come è già stato detto, l'Europa decide tutto, quindi i nostri politici sono delle marionette in mano all'Europa. Qualsiasi cosa che verrà decisa a livello di politica estera, eccetera, secondo me passa per l'Europa. L'Europa decide e l'Italia, a parte che, come sappiamo, l'Italia ha una politica estera molto mista, perché si sa che conta quello che conta. Basta vedere oggi ieri la decisione di Mario da parte dell'Europa di inviato UE, senza neanche che è passata proprio sopra la testa del governo italiano. Basta vedere le critiche da parte di buona parte del governo che erano contrari. Già questo serve a vedere, l'Europa decide sopra di noi, questo a livello locale magari per certe problematiche il voto può ancora servire, ma a livello nazionale rendiamoci conto, è davvero, l'Europa decide tutto per noi, decide come dobbiamo vivere, cosa dobbiamo fare, che leggi dobbiamo prendere. Secondo me questo è, non possiamo dire che questo non è vero, eccolo. Grazie, salve. Grazie a lei. Grazie, e questo è anche un dato abbastanza palese, cioè come ha premesso il telespettatore, è possibile che l'incidenza locale della politica dia un effettivo cambio di vedute, cambio di passo, cioè se c'è sindaco A di piazza, perché c'è sindaco di piazza, o se fosse stato sindaco Russo, probabilmente, dico gli ultimi due, insomma, probabilmente una diversa veduta della città si sarebbe potuta anche percepire. A livello nazionale questo sembra invece sia molto molto più distante, Vatta. Dico a lei perché forza di governo, no? Sì, è ovvio, nel senso è anche la percezione, perché qui tu scegli i tuoi amministratori per il tuo territorio, per la tua casa alla fine, no? E, diciamo, ovviamente a livello, siamo in Italia, a livello nazionale, cioè l'Italia è casa nostra, però la vediamo sempre con più distanza, diciamo, l'elezione nazionale magari rispetto a quella comunale, di cui magari anche conosciamo i candidati e tutto, quindi il discorso di allontanamento della politica, posso anche agganciarmi al fatto delle preferenze, magari io ero candidato a 20 anni alle comunali del 2021, e tantissimi amici mi hanno dato la preferenza e non sapevano magari neanche chi era il candidato sindaco opposto, chi erano i candidati, come funzionasse bene l'elezione, cioè ovviamente prima elezione e non c'hanno neanche quella, spesso e volentieri quella voglia, sì esatto, quella voglia di seguire, quella voglia di informarsi, di ascoltare, che io magari diciamo, forse un caso raro ultimamente, mi sono fatto negli anni, sì, delle superiori, per conto mio personalmente, senza andare a fare diciamo, attività politica a livello di partito politico negli anni, cioè nel senso sono abbastanza nuovo in politica e questo anche è un fatto importante, nel senso noi eletti, noi amministratori, noi rappresentanti comunque di un'istituzione piuttosto che di un partito, cercare di coinvolgere le persone, magari facciamo qualcosa, mandargli un messaggino, sentirli, raccontargli, ehi guarda ho fatto questo, può esserci questa prospettiva qua, magari iniziano anche a capire che effettivamente anche nel nostro piccolo qualcosa può essere fatto. Poi se a livello nazionale non cambia niente, non sono del tutto d'accordo, infatti abbiamo visto Di Maio, ex ministro degli esteri, che non sbiascica una parola d'inglese ad esempio. Credo che sia anche lì sia un po' personale la scelta, nel senso se vogliamo lasciare decidere agli altri va bene, però non è la strada da percorrere assolutamente. Ecco, l'importante è sempre fare una scelta, come ho detto anche, adesso mi fermo e lascerò spazio anche a Michela,
Quando mi hanno chiesto anche a livello di partito perché la scelta di Fratelli d'Italia, tanti amici mi hanno detto guarda è quello che in percentuale come miei valori personali è quello che più si avvicina. È impossibile essere d'accordo al 100% con l'idea di un partito, penso che solo Giorgia Meloni sia d'accordo al 100% con l'operato di Fratelli d'Italia o con le linee di Fratelli d'Italia. Sicuramente per andare a votare non devi aspettare di essere d'accordo al 100% con le idee di un partito, ma devi cercare appunto quello che in percentuale in generale si avvicini di più a quelli che sono i tuoi obiettivi e i tuoi valori. Il partito tagliato su misura è abbastanza impossibile. Solo il creatore della lista, sì, solo il fondatore, perché mette le sue idee in un contenitore e dice questo è mio, fondamentalmente. Poi però il bello anche della politica è discuterne magari con gli altri componenti del partito. Certo. Manuel? Sì. Aggiungerei che partecipare anche è molto bello, è proprio piacevole, cioè io lo faccio con piacere e ricevo anche tantissimo dai miei compagni di squadra, anche dall'esperienza quotidiana nel lavoro con la circoscrizione. Io la consiglierei, cioè consiglierei anche di partecipare a una campagna politica perché è davvero è interessante, piacevole, stimolante. Quindi sì, utile perché anche durante questa recente campagna regionale è stata impegnativa, ma quello che ho ricevuto è stato tantissimo. Ho imparato tante cose e poi adesso seguo con interesse le cose della regione che prima mi parevano più distanti. Certo. Il coinvolgimento anche sblocca l'interesse, no? Sì, lo consiglio proprio, no? Invece di lamentarsi e basta, oppure ancora peggio di rassegnarsi, il fatto di poter fare qualcosa è possibile fare in tanti ambiti, no? Dal volontariato in poi, e si vedono anche i risultati, cioè è possibile modificare le cose. Quindi lo consiglio, sì. Abbiamo una telefonata, ma dopo dovremo subito fermarci. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Prego. Buongiorno, saluto lei, la redazione e i gentili ospiti, tutti i telespettatori di Tele4. Innanzitutto volevo ringraziare i gentili ospiti per la abbastanza buona analisi che hanno fatto fino adesso per quanto riguarda la gente che non va a votare, però vorrei mettere il salto in evidenza, diciamo, forse un aspetto meno come potrei dire, meno evidente, passatemelo il termine, no? Allora, io sono profondamente convinto che la gente non va a votare perché fondamentalmente la parte politica, diciamo, di cui veniamo amministrati, ha una sfrontatezza, un'arroganza, una stupidità di natura tale da far passare, diciamo, la voglia di andare a votare per le persone più deboli, diciamo, che non credono in questa istituzione del voto. Prendiamo l'esempio di prego. Che questo vale per tutta Italia, perché non è che adesso le elezioni di Fedriga diciamo, ha vinto con grossi numeri, lui ha vinto il 65% nell'ambito del 45% che sono andate a votare. Io mi rifaccio, allora, per portare l'esempio del concetto di quello che voglio dire, porto l'esempio delle parole di Piazza. Ha detto i triestini mi hanno votato 5 volte, vuol dire che questa è la volontà dei triestini, dimenticandosi di dire che la gente a mano che passano il tempo vanno a votare sempre meno. Tradotto, molto probabilmente di Piazza la sesta, la settima, l'ottava, la 10ª volta vincerà lo stesso perché sarà l'unico ad andare a votare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che prendiamo un esempio, la gente non vota, di Piazza viene eletto, prima cosa fa? Ruba alla città 72 ettari di Portofranco Vecchio, e senza pensare di fare una discussione cittadina, un qualcosa che coinvolga la popolazione, visto l'importanza del fatto, no? Ma semplicemente ci mette dentro un mega grande Luna Park di stupidaggini che costa alla comunità sia nazionale che a livello europeo, perché voglio ricordare che adesso stanno arrivando in porto con soldi nostri e delle nostre tasse, facendocela passare come una buona idea. Ecco, questo dar di stupidi al popolo italiano, questa è una cosa che leva via la voglia di combattere, no? La seconda volta, questa ultima volta, Di Piazza diciamo, ha vinto nuovamente, ma sempre con ancora meno gente che va a votare, e cosa fa? Ruba la città imponendo l'umovia. Ecco, poi quello che non va è che questi qua si comportano in maniera maleducata nei confronti della cittadinanza,
e facendo più che altro propaganda che queste sono la volontà del popolo, ma nella realtà dei fatti è palese anche ai Sassi che è un interesse puramente politico-finanziario. C'è una barzelletta che ho sentito l'altro giorno su Trieste che voglio raccontarla perché riassume questo concetto, e dice questa barzelletta questo: quando tu vedi per TV un grosso camorrista mafioso che viene arrestato, tu devi dire sempre ben gli sta, perché non ha studiato Trieste. Grazie, buongiorno. Un po' borderline, se mi permette. Pubblicità. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste. L'ultima telefonata ha dato tanti spunti anche molto giusti rispetto alle affluenze di voto e quindi la percentuale con la quale poi un sindaco è legittimato alla sua azione di governo, che viene sempre meno man mano che va avanti il tempo in questo trend degli ultimi 15-20 anni. Certo non c'è un altro strumento al momento, mi viene da pensare, se non quello dell'elezione, forse mettere un quorum, però è un po' tirata, cosa ne pensa Novella? Sì, che bisogna lavorare sulla partecipazione, senz'altro, ma poi ci sono anche altri strumenti, cioè i cittadini comunque possono farsi sentire, quindi sia scrivendo alle circoscrizioni che organizzando comitati come stanno nascendo. Ricorderei anche quello della Maddalena che sta facendo un lavoro molto interessante, e partecipando anche a manifestazioni che ci saranno a breve. Sì, ci sono delle questioni aperte tipo la Galleria di Piazza Foraggi o il discorso di Via Frausino per quanto riguarda noi della quinta circoscrizione. Ecco, che non restiamo in silenzio. Io credo che comunque qualche effetto abbiano anche queste manifestazioni, cioè sentire che le persone non sono contente, che vorrebbero far così, cioè delle idee possono passare in ogni caso, ecco. Quindi io non starei fermo. No, certo. Ecco, Vatta, il telespettatore dice queste corna di piazza o comunque delle idee che poi il centrodestra ha proseguito, insomma, nei mandati. Portovecchio fondamentalmente è il cuore della lamentela di chi ha chiamato, definito come un Luna Park pieno di stupidaggini, il primo mandato, lo scorso mandato. In questo invece il nodo dell'Ovovia, che non è stato oggetto referendum e quindi forse poteva essere un banco di prova interessante in maniera generale, intendo dire, però come è stato anche detto da chi ha chiamato, poi ogni coalizione, ogni schieramento ha un suo programma, e se ha il voto dei cittadini e dunque ha il diritto di poterlo esercitare, è giusto che lo faccia. No, sicuramente. Al netto dei comitati che dicono la loro legittimamente. Sicuramente, poi il discorso della partecipazione dei cittadini non è legato al andare col comitato contro la galleria piuttosto che il comitato Nuovo Via, anche perché quelle sono comunque dei sciacallaggi continui anche, quindi per esempio Galleria di Piazza Foraggi, cosa si può imputare al sindaco di piazza, cosa si vuole andare a dire ai politici, alla politica triestina, che c'è una continua perdita d'acqua, ci sono problemi con i lavori, c'era il problema delle materie prime, cioè nel senso si può sempre trovare un capro espiatorio, sempre andare all'attacco di qualcuno, il gioco dell'opposizione è quello, far rumore, far sentire la propria voce, però ecco, anche questi atteggiamenti credo che anche questi allontanino un po' la gente dalle urne, perché sono decine d'anni che si aspettava un lavoro importante su quella galleria. Finalmente un sindaco, una persona si prende la responsabilità di decidersi di fare quel lavoro, dopo i lavori non vanno come si vuole, e poi sicuramente lui è il primo e noi siamo i primi a sentire il disagio della gente e a non farci andare bene la lunga attesa. Cioè, qualunque persona incroci in questo momento, in questi mesi, stiamo parlando sempre della galleria, quando apre, quando riapre, come stanno andando i lavori. Poi non andiamo noi a lavorarci, l'importante per la politica è decidere e dare l'indirizzo, come ad esempio la cabinovia. La cabinovia non è una follia del sindaco, non è insostenibile economicamente e non è
impattante, perché ricordiamo che non andiamo a cementificare nulla, il tratto di Bosco Bovedo viene abbattuto una quantità d'alberi che dopo verranno ripiantati, e questo l'opposizione, comunque il Comitato Nuovo Via non lo dice, perché la stessa quantità d'alberi, se non il doppio, verranno ripiantati. Questo l'hanno detto i tecnici della regione, comunque delle ambientali in commissione comunale. C'erano presenti anche membri di Adesso Trieste. Adesso Trieste, come tutta l'opposizione, che continua a sostenere l'inutilità, l'impatto e l'insostenibilità del progetto. Se un progetto del genere ha questi 3 requisiti, semplicemente non viene approvato né a livello nazionale né a livello europeo. Se vengono stanziati così tanti soldi è perché di base c'è un lavoro fatto tecnico, quindi su stime, calcoli, appunto queste questioni tecniche, per il quale appunto viene approvato. Cioè non è il sindaco che decide di fare la cabinovia, allora arrivano a Trieste 70 milioni, cioè assolutamente no. Poi nel momento in cui verrà realizzata, magari saranno i primi quelli dell'opposizione a prenderla, magari per utilità, vediamo. Poi sicuramente tanti soldi su un'opera, dopo vediamo la galleria che comunque ha problemi, il tram che non parte, c'è sempre il pretesto per criticare qualcosa, però bisogna anche guardare i fatti e dire che non sono tutte responsabilità politiche, anzi la vera responsabilità politica è iniziare a fare qualcosa, a fare i lavori, poi una volta che vengono fuori i problemi siamo tutti bravi a criticare. Ecco. Va bene. Sono tantissimi argomenti. Per quanto riguarda la galleria di Piazza Foraggi, c'è un problema, era stato promesso la chiusura per 40 giorni e siamo a un anno, insomma, quindi come minimo dobbiamo farci risarcire di questo tempo e tutti i disagi che gravitano sulla quinta circoscrizione, il traffico e tutte queste cose qui. Quindi la perdita d'acqua si sapeva, perché si sapeva già attraversando la galleria. Sono venuti fuori anche altri problemi. Sono venute fuori anche altre cose che non si sapevano. Sì, però insomma da mettere in conto, e comunque il risarcimento adesso è dovuto, ecco. E poi vabbè, sulla cabinovia il discorso è amplissimo, però una cosa che veramente notiamo è che ci siamo sulla parte del suenso, cioè sulla distruzione, no? Come per adesso la piscina terapeutica anche verrà distrutta, ma sulla parte invece che riguarda la costruzione è lì che siamo parecchio carenti con questa giunta. Mi riferisco anche alla sistemazione della piazza vicino a Piazza della Libertà, insomma è stata abbattuta lì la Tripovic, però sì. Quindi ci siamo sulla distruzione e sul resto, no? 5 anni, 6 anni per il tram, che quello sono troppi, ecco. E sulla cabinovia siamo contrari comunque, perché si vuole spacciare anche come innovazione, ma in realtà il turismo adesso non chiede questo. Io vengo da una località turistica in Veneto che è Bibione, e lì un anno fa sono andato a un convegno a Mestre. Era molto interessante perché tutto l'ambito del turismo sta lavorando sul green adesso, ma non perché loro abbiano un'anima verde, perché le persone lo richiedono e quindi piste ciclabili, attenzione alle dune marine, ai boschi, e quindi il turismo adesso chiede questo e non di distruggere aree protette come abbiamo qua, no? Cioè, ma non viene distrutto nulla. Il messaggio che è sbagliato il messaggio, perché una volta che viene fatta una commissione, che vengono spiegate bene tutte le operazioni che verranno effettuate, è impossibile continuare a perseguire, cioè, questi 3 temi: impatto, distruzione dell'ambiente. Cioè, è sbagliato proprio, cioè, la mia onestà mi farebbe dire altre cose. Poi se a livello elettorale c'è un tornaconto dietro può andare bene, c'è una battaglia dell'opposizione. Tutta la fascia è interessata e attraversa delle aree protette. Non sto dicendo che non viene abbattuto, cioè, qualcosa viene abbattuto, non viene distrutto, è diverso. Cioè, ci sono delle persone che si occupano di queste cose qui, che conoscono il bosco molto meglio di tutti noi, esperti, comitati e altro, e ci hanno assicurato che non viene distrutto nulla, anzi, nel senso, viene abbattuto la parte, diciamo, sia in larghezza che in altezza di alberatura, che servirà per il passaggio della cabinovia,
il sottobosco sotto rimane perché non si cementifica, ma vengono semplicemente messi i piloni nel terreno, quindi anche se tra 50 anni, 100 anni dopo la cabinovia verrà superata, si vorrà fare altro, si cambierà idea, succederà un disastro, speriamo di no, si possono sempre tirare sui piloni con l'elicottero e rimane lì, cioè non vai a cementificare, che è molto importante a livello ambientale, è elettrico, perché c'è un motore solo ad una stazione, quindi anche là sul discorso della sostenibilità ambientale siamo d'accordo, e poi gli alberi che vengono abbattuti lì vengono ripiantati da altre parti, però appunto quei tecnici ambientali hanno assicurato che a livello di fauna e flora quella fascia che viene praticamente il bosco rasato, si può dire, non impatta assolutamente sull'habitat, appunto sulla flora e sulla fauna della zona, quindi diciamo è anche giusto lanciare dei messaggi corretti. Io non sto parlando in questo momento da politico, ma sto dicendo ok, in quella commissione sono venuti dei tecnici che ci hanno detto determinate cose, ci sta, va bene, infatti in quella commissione l'opposizione non ha detto la sua solita, come dire, storiella, è impattante, è invasivo, non è sostenibile economicamente, tutto, si distrugge tutto. Dopo però fuori fa comodo dire altre cose, ecco, questo è quello che io noto. Leggo una mail, poi andiamo subito alla telefonata. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Potresti ricordare al giovane consigliere Vatta di Fratelli d'Italia che il trattato di pace e le leggi successive si possono trovare in internet, potrebbe informarsi anche riguardo alla questione del TLT e del Porto Franco internazionale. Questo anche perché il suo segretario provinciale Giacomelli ha fatto una mozione in Consiglio regionale, votata da tutti, riguardo l'allegato ottavo che prevede appunto l'extra doganalità del porto di Trieste. Mozione portata all'attenzione del governo Meloni che l'ha fatta propria. Quindi, prima di parlare a Vanvara, è meglio studiare e informarsi. Grazie, scrive Giorgio Marchesic. Colgo sempre l'occasione per salutare. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno Guglielmo, buongiorno Sciotti, sono Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Forse si ricorderà che qualche settimana fa ho detto perché non andavo a votare, no? Che sì. Mi sono stufato di andare a votare. Io ho votato di piazza, questa volta no. Sono sempre stato un elettore di centrodestra, però questa volta voglio dire che la conferma che non andrò più a votare, mi dispiace dire, è per il ragazzo, per il signor Vatta. Cioè mi dispiace per lui, mi fa ancora passare di più la voglia di non andare a votare. Cioè se si sta arrampicando per gli specchi. Quando dei lavori, come possono essere tanti lavori che questa giunta non porta avanti, dal ponte di Ponte Rosso, qui a Roiano, parlavano di poco tempo, siamo andati avanti oltre 3 mesi con la galleria Nobiltà, no? Cioè sempre colpa degli altri. Cioè non è possibile che sia sempre colpa degli altri. Invece il sindaco che viene a fare lo sbuffone in televisione, a gridare, cioè chiede almeno scusa. Ci sono stati dei problemi, chiedi scusa. È un modo di rispettare il tuo elettore. Non a fare lo sbruffone che colpa tutto, sì, anche adesso il ragazzo sta dando colpa su tutte le posizioni. Per l'amor di Dio, lungi da me dare ragione alla sinistra, mai lo farò. Però un po' di umiltà ci sta. Cioè non è possibile che tutti i lavori siano colpa degli altri. Quando cioè io ho fatto dei lavori nella vita mia, ma ho programmato dei lavori, cioè sapevo cosa andavano incontro. Ci sta una settimana, ci sarà 2 di vita, non può essere un anno. Non può essere un anno. Adesso scusi, mi parla della capinovia dei piloni. Ma mi scusi, i piloni lo sa che hanno bisogno di manutenzione? E per arrivare a portare sotto le ruote che potranno cambiare, cioè come arriveranno? Tutte quelle elicottero ci dovranno fare delle stradine per arrivare con qualche jeep, con qualcosa. L'unica che mi dite bene solo piantato il pilone e basta. Una domanda, ma chi si è sognato di fare l'arrivo al campo romano? Che arriva assolutamente nel nulla. Non so se avete mai visto la stazione, a Monte arriva nel nulla. Sì. Dopotutto verrà demolito per fare dei collegamenti. O siamo ancora, forse arriverà a Montegrino, forse arriverà, che siamo ancora all'ipotesi. Se sento parlare solo una maniera di cose non vere. Solo 6 piloni, c'è solo quello. Perché non referendum? È una cosa importante, perché una città non deve fare referendum? Cioè, con tutto che io l'ho votato di piazza l'altra volta, adesso non lo voto mai più. Visto che era tanto convinto di essere nel giusto, che ha detto anche che scommetteva al supermercato che avrebbe vinto il referendum. E fallo! Non fare sempre sta sceneggiata, io
io mi vergogno, nelle zone di centrodestra mi vergogno. Il 1° febbraio partirà entrando io vicino del Trump e tutti a prendersi in giro. Cioè, questo mi fa vergognare il viso dell'elettore di centrodestra. Ok. Tutto qua. Grazie Giovanni. Vi auguro una buona giornata. Grazie. Vatta, Sì, no, la lascio pur rispondere. Diciamo sulla mail precedente, so benissimo del lavoro svolto dal segretario provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli e anche dall'ordine del giorno che è stato fatto proprio dal governo, un ordine del giorno, non una mozione, ricordo al telespettatore Marchesic. Semplicemente il mio discorso è: preferisco concentrarmi su altri temi, sicuramente coglierò il suo suggerimento, l'invito ad approfondire, sì, assolutamente, però preferisco concentrarmi su altre cose, anche perché non posso essere un tuttologo, quindi preferisco concentrarmi su determinati temi su cui mi sento più preparato, poi però sicuramente devo essere a conoscenza anche di tutte le altre cose, quindi accoglierò benissimo il suggerimento. Riguardo all'ultima telefonata, l'unica cosa che forse non è passato bene il mio messaggio, o forse mi sono espresso male, non ho dato la colpa all'opposizione assolutamente di nulla, anzi ho dato non la colpa ma la responsabilità politica al sindaco, alla giunta per quanto riguarda la galleria. Certo, la responsabilità politica c'è, su qualsiasi cosa viene svolta, viene fatta, viene decisa. Poi sul fatto dell'andamento dei lavori non si può dare una responsabilità al politico, al sindaco, al presidente della regione, perché non sono loro che vanno col caschetto a fare i lavori o che hanno la loro ditta che svolge il lavoro. Però la responsabilità, non la colpa politica, c'è nel momento in cui vai a fare una decisione del genere e quindi vai incontro sicuramente a una questione delicata. Poi vengono fuori altre problematiche, sicuramente da parte della popolazione non c'è molto malcontento. Ricordo sempre che sono lavori che dovevano essere fatti molto tempo prima, si è aspettato troppo purtroppo, perché le varie amministrazioni li hanno sempre procrastinati. Vero. Quindi ben venga che vi siano iniziati. E sul fatto degli annunci, tra un mese riapriamo, tra 2 mesi riapriamo, sono d'accordo sul fatto di non basso. Esatto, non dare una data, diciamo, cioè nel senso si può dare la data nel momento in cui siano i dati sicuri, ecco. Poi i lavori verranno fatti al momento giusto e quando sarà pronta effettivamente la galleria, non è che dobbiamo per forza dare la data esatta, cioè, se no appunto dopo nel momento in cui si sfora, si va oltre, la gente inizia a lamentarsi, giustamente. A Trieste lamentarsi a prescindere è un cavallo di battaglia dei triestini che vivono e si nutrono del lamento. Hanno votato in pochi, ma quelli che votano a sinistra sono andati a votare tutti perché sono inquadrati, ha scritto un telespettatore. L'allontanamento dalla politica è dovuto alla poca credibilità di tutti i partiti, quindi non credendo più in nessuno, noi popolo non abbiamo voce in nulla e siamo i servitori dell'America. Basta vedere Di Maio, questo è il quadro di tanti di come la pensiamo. Sarebbe il caso che tutti quelli che si sono astenuti cominciassero a pensare a formare un partito del popolo. Ancora una mail, vorrei dire al signore che ha telefonato poco fa che se potevo essere in accordo con lui per i 3/4 della telefonata, con la barzelletta si è squalificato da solo. Non commento ulteriormente, penso sia abbastanza palese. Non se ne parla più ormai, ma lo sapete che sul trasferimento delle scuole Sauro e Spaccini non si è potuto far nulla e non si è saputo nulla degli scuolabus promessi? L'amministrazione non risponde più, lamentano alcuni telespettatori, novelle. Potremmo anche questo chiedere in audizione il 4 maggio, sì. Anzi invito tutti quelli che possono venire, dovremmo farlo in via Frausini il 4 maggio alle 20, questa è una questione aperta, perché poi andrebbe a interessare anche sempre la quinta circoscrizione. Sì, infatti. Sì, un'area che già adesso è intesata col traffico, tra l'altro. Mi sono perso un po' di mail. Vorrei chiedere agli ospiti se sono favorevoli al previsto trasloco del Burlo da via dell'Istria a Cattinara, scrive Paolo Radivo, un cordiale saluto. Grazie, così magari terminiamo su questo. Infatti, anche questo appunto ci interessa molto
e proprio anche recentemente stiamo leggendo di pareri contrari anche da parte di persone autorevoli, come la dottoressa Scrimin dice che non è previsto il reparto di ginecologia nello spostamento a Catinara, e poi ho letto anche di Onsel che è contrario a questo, no? Quindi io direi che vanno ascoltati proprio gli operatori sanitari, dobbiamo ascoltare loro, no? Quindi c'è la preoccupazione che... Beh, Onsel non è di parte comunque, possiamo assicurarlo. Sì, che questo spostamento va a interessare la costruzione di una struttura nuova, ma non sappiamo effettivamente i benefici che porterà per la sanità, e quindi starei molto cauta, anche perché anche in questo caso si andrebbe a distruggere un bosco importante, quindi siamo ancora in tempo, potremmo fermare questo, ecco. La pineta sì, di Catinara, ristrutturare il burlo che già c'è, e quindi io lavorerei su questo, però prima di tutto appunto ascoltando il personale che lavora nell'ospedale. Sì. Sì. No, questa è una decisione che è molto discussa in questo momento, quella della pineta di Catinara. Sì, sicuramente molto discussa, è uno dei temi principali a livello soprattutto cittadino, ovviamente della sanità. Da quanto si parla appunto in prospettiva è un grande polo sanitario d'eccellenza, quello che si vuole realizzare nell'area, quindi in tal senso ben venga. Poi sicuramente come tutti i grandi cambiamenti, il triestino normalmente è molto scettico sul cambiare la zona di comfort, quindi io sono andato al Burlo, tutti siamo abituati ad andare a recarci là, e pensare di andare a svolgere le stesse funzioni a Catinara sarà un po' strano, però appunto se in prospettiva c'è la volontà di realizzare un grande polo all'avanguardia soprattutto, quindi migliorare l'aspetto sanitario, quindi di personale abbiamo parlato già prima, ma anche diciamo, tutti i macchinari, la logistica diciamo, sanitaria, ben venga. Dunque, noi siamo verso la fine di questo appuntamento nella prima parte della trasmissione. Vuole ricordare gli appuntamenti della circoscrizione? Sì, allora questo sabato 26 aprile alle 16 in campo San Giacomo avremo questa dimostrazione di rugby dalle 16 alle 19. Aperto a tutti? Aperto a tutti, sì. E poi la seduta del 4 maggio. Il 4 maggio invece in via Frausin con l'audizione di 2 assessori, Lodi e Babuder. Sì. Le problematiche a cui verranno sottoposte? Chiederemo lo stato dei lavori sia via Frausin e tutto, ma anche appunto la piscina e anche le strade, il piano delle strade, quindi sì, tutti i lavori che interessano la quinta circoscrizione. Grazie al Presidente Michela Novelle della quinta circoscrizione, grazie al Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Stefano Vatta. E forza Triestina. Bisogna sperare che la squadra sia pronta per questa doppia sfida salvezza. Lo abbiamo visto come al Cardiopalma negli ultimi minuti i tifosi siano invecchiati di 10-15 anni. Vabbè, al di là delle battute, insomma, chi tifa la Triestina si augura possa giocare bene l'andata e il ritorno dello spareggio play-out per la salvezza e la permanenza in Serie C contro il San Giuliano, squadra lombarda. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco con noi video collegato l'esponente del Movimento 5 Stelle, ex consigliere regionale Cristian Sergo. Grazie ai presenti, pubblicità, ci vediamo tra poco. Buongiorno. Riprendiamo la nostra trasmissione. Buongiorno e ben trovato a Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno Sergo. Senta, entro sui temi della politica regionale. Dopodomani sarà la prima giornata del Consiglio, se non sbaglio mercoledì. Sarà dunque l'apertura dei lavori dell'Aula nella giornata inaugurale. La presentazione della Giunta è già stata avvenuta nei giorni scorsi da parte del Presidente Federica. Il Movimento 5 Stelle
si presenta in posizione ridimensionato nel suo numero di consiglieri, ma non per questo arrendevole davanti alle tante battaglie che già in campagna elettorale proprio voi del Movimento ci avete fatto capire vorrete continuare in questi prossimi 5 anni con la consigliera eletta. In primis immagino la sanità, Sergo, me lo confermi lei però? Ma sicuramente questo è stato il tema che ha caratterizzato tutta la campagna elettorale, ma non poteva essere diversamente, sia perché la sanità riguarda, come diciamo sempre, il 60% se non oltre del nostro bilancio regionale, e quindi è sicuramente un tema importante che caratterizza un po' tutte le campagne elettorali regionali, non solo quest'ultima. Sì. Perché evidentemente è anche uno dei temi più sentiti e toccati dai cittadini e su cui magari i cittadini possono vedere e toccare con mano lo stato delle cose e hanno anche una memoria storica, quindi si ricordano di com'era, di com'è e di come sta diventando. Quindi è per questo un tema sempre caldo, su cui noi continueremo ovviamente a fare le nostre battaglie, ma non è che ci sia molto da battagliare, c'è solo da cercare di portare un po' di buonsenso nelle decisioni della giunta regionale e cercare di evitare quella che è una strisciante privatizzazione che si sta ovviamente insediando anche in questa regione, che ha strizzato l'occhio fin da subito con questa giunta regionale, ma anche con le precedenti si era aperto un po' al discorso dei privati, ancorché privati convenzionati, ma sempre di privatizzazioni si sta parlando. E quindi è ovvio che noi siamo contrari a questo, vogliamo difendere la sanità pubblica, vogliamo difendere i nostri ospedali, ma soprattutto, come anche dicevate poco fa in diretta, vogliamo tutelare gli operatori del settore che in tutti questi anni hanno sempre detto la loro, perché prima ancora dei cittadini sono quelli che vivono le situazioni ovviamente nei nostri ospedali, nelle nostre strutture, e quindi sono anche quelli che sanno cosa manca e come sta cambiando il sistema sanitario. Quindi sicuramente continueremo questo tipo di discorso anche nel prossimo Consiglio. Quindi lei dice mancato il coinvolgimento proprio del personale sanitario nel processo di riforma a tutto tondo, insomma. Sicuramente questo è stato un po' la caratteristica di questa giunta regionale, dell'assessorato Riccardi, l'abbiamo detto più volte, ma non solo noi, ma ci sono 15.000 firme che vengono quasi nella loro completezza da operatori del settore che hanno chiesto un rafforzamento della sanità pubblica, un rafforzamento delle strutture. Noi evidentemente abbiamo dei problemi che ci sono un po' in tutto il paese, questo è inevitabile, però le soluzioni che si possono trovare, soprattutto in una regione che è autonoma e che rispetto al resto del paese poi di fatto si paga anche per intero il sistema sanitario regionale, dobbiamo trovare queste soluzioni per garantire non chissà che cosa, ma il diritto alla salute dei nostri cittadini. Le leggo il titolo di oggi di pagina 8 del Piccolo: Moretuzzo, sanità, sia un confronto leale ma nell'apertura reciproca e con un cambio di passo. Questo è oggi il Piccolo. L'ex candidato governatore per il centro-sinistra e presidente del Patto dice: la tregua proposta da Riccardi, attenti a partire col piede sbagliato. C'è secondo lei la possibilità che le parti, in questo caso maggioranza e opposizione, possano collaborare, non dico meglio, perché mi pare di aver capito che in questi 5 anni non ci sia stata collaborazione se non su altri temi, non quello della sanità. Quindi proprio collaborare per arrivare a definire in maniera condivisa qualcosa rispetto al pacchetto sanitario questi 5 anni. Ci sono i margini? Ma ovviamente questo non dipenderà di certo dall'opposizione, perché l'opposizione in questi 5 anni ha sempre ovviamente fatto sentire la propria voce, la propria parola, le proprie proposte. Noi per 2 volte abbiamo chiesto 2 commissioni speciali sulla sanità e
era il periodo della pandemia, ma anche lì, ad esempio, noi le chiedevamo non per fare inchieste che poi, come vedete, la magistratura le sa fare benissimo da sola. A noi non interessava quell'aspetto giudiziario, a noi interessava capire, ad esempio, sulla prima ondata anche in Friuli Venezia Giulia, cosa non fosse andato per il verso giusto, benché la nostra regione non fosse una delle più colpite in Italia ancora nella prima ondata, e avevamo chiesto una commissione proprio per fare quello che in teoria dovremmo fare adesso anche per tutto il discorso della riforma della sanità, ovvero metterci intorno a un tavolo, parlare, vedere quelle che sono le possibili soluzioni, vedere quello che si può fare effettivamente, quello che non si può fare, quindi non si può promettere ai cittadini per niente. Solo che, come dicevo, noi per 2 volte nella passata legislatura ci abbiamo provato, ma non è mai stata accolta la nostra richiesta. Mi auguro che quest'anno, visto che l'appello viene dalla maggioranza, ci sia un atteggiamento sicuramente diverso, cercando di capire che non si sta facendo propaganda per chissà quale motivo, anche perché ora come ora le elezioni sono finite, per cui a meno che non si voglia accusare qualcuno di fare propaganda per le elezioni del 2028, è chiaro che l'interesse non è quello, ma l'interesse è quello di riottenere un sistema sanitario che torni a essere l'eccellenza in Italia, così come lo era fino a pochi anni fa. C'è un altro problema oggi che in realtà è semplicemente diventato un po' più mediatico, ma che c'è sempre stato, quella delle aggressioni negli ospedali. Forse anche il clima sta diventando un poco più acerbo in questo periodo, vuoi post-Covid, vuoi anche perché la situazione di instabilità geopolitica in certe aree mette in allarme anche molte persone su quelle che poi sono i servizi primari. Linea diretta ospedali polizia in caso di pericolo per i sanitari è il primo dei protocolli annunciati per arginare questo fenomeno, però purtroppo si registra che in questo periodo ce ne sono tanti di episodi di questo tipo. Sicuramente, ma sono già un po' di anni che si sono evidenziati anche appunto fenomeni di aggressioni e come al solito poi ci rimettono gli operatori che sono in prima linea e che sono i primi ovviamente che vorrebbero anche venire incontro magari a quei cittadini che esasperati da un servizio secondo loro non ottimale poi arrivano anche a questo tipo di aggressioni che sono innanzitutto da condannare in toto, è bene che lo diciamo, proprio perché chiaramente spesso e volentieri ce la si prende con chi non ha alcun tipo di responsabilità. Poi è vero che se qualcuno diciamo, è più propenso a fare questo tipo di azioni le può fare in un ospedale così come in un ufficio postale, questo si dovrebbe appunto cercare di evitare di farlo ovunque, anche perché le aggressioni ne abbiamo viste anche per quanto riguarda gli operatori del trasporto pubblico locale. Vero. Negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo fatto anche qui molte proposte anche alla giunta regionale proprio perché queste persone poi si rivolgevano a noi chiedendoci di essere tutelate in qualche modo e noi nella passata legislatura abbiamo fatto anche degli interventi. Il collega Usai aveva ottenuto dall'assessore Roberti che, vi ricordate, tutte le telecamere che vengono installate anche nelle varie nelle nostre città, tutti i milioni di euro che sono stati utilizzati per questo tipo di impianti venissero utilizzati anche negli ospedali proprio per prevenire questo tipo di fenomeni. Sono passati un paio d'anni, poi qualcosa l'assessore Riccardi era riuscito a installare, però le telecamere servono relativamente, possono servire a danno fatto per capire chi è stato. Noi invece dobbiamo lavorare sulla prevenzione, come dicevo prima, condannando questi gesti che poi non portano a nulla se non ovviamente a problemi per chi li commette, anche perché sono poi facilmente registrabili, riscontrabili e si va incontro a denunce o peggio, insomma, a seconda di quello che si riesce a fare in quei momenti. Però questo è sicuramente un segnale di esasperazione, perché molte persone si vedono magari
allungare a dismisura quelle che sono le liste d'attesa, ottengono risposte non diciamo ottimali per quanto riguarda la loro richiesta di salute, e quindi spesso e volentieri succede anche questo. Ripeto, non dovrebbe, ma bisogna prevenire e quindi dare un servizio ottimale per evitare che poi i cittadini reagiscono anche in questo modo. Le leggo una mail, Sergo. Buongiorno a voi, mi rivolgo all'ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. 2 punti. Per vincere le elezioni in Italia bisogna essere onesti, ma non paga. Allora cosa bisogna fare? Saluti, Nevio Tull. Ringrazio il signor Nevio, che non paghi non lo so, noi ovviamente ci auguriamo che paghi e che chi ha vinto anche le elezioni ovviamente sia e rimanga onesto anche nei prossimi 5 anni, per cui non credo che sia solo un problema di onestà. Noi diciamo che come movimento abbiamo un programma che sappiamo benissimo non può essere magari accettato da subito dalla maggioranza degli italiani, perché a volte chiediamo anche diciamo dei sacrifici a determinate categorie, e questi sacrifici ovviamente non sempre sono poi così disponibili a attuarli. È chiaro che si cerca magari a volte di votare programmi più facili, slogan più facili. Potrei fare qui un elenco degli slogan con cui l'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è diventata tale, quando all'opposizione ci veniva a raccontare che con lei al governo si sarebbe attuato il blocco navale subito. Abbiamo visto che con lei al governo sono triplicati gli sbarchi, e queste sono cose che ovviamente i cittadini devono imparare a capire e a valutare di volta in volta, e poi ovviamente ognuno si presenta alle elezioni con un proprio programma, ma il nostro è sempre stato un programma elettorale basato sulla concretezza. E comunque ricordo anche quando abbiamo fatto le conferenze stampa ancora 5 mesi fa, ricordando quelli che erano i nostri 10 punti diciamo programmatici su cui non avremmo negoziato diciamo neanche in caso di alleanza con altre forze progressiste, così come è avvenuto con quelle di centrosinistra in queste elezioni, poi alla fine sono diventati parte integrante di quel programma. Poi, ripeto, sta ovviamente ai cittadini di volta in volta stabilire se è giusto riconfermare, così come è avvenuto con l'attuale giunta regionale, o se non sia il caso di cambiare. Sergio, dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, ci rivediamo tra pochi minuti. Va bene. Riprendiamo la nostra trasmissione in compagnia di Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, che è videocollegato assieme a noi. Abbiamo una telefonata? No, ok, errore mio. Cosa mi dice di Di Maio, Sergo? Ci sarebbe tanto da dire, ma credo che chi ha seguito le vicende possa farsi direttamente un'idea. La nomina inviato speciale nell'Unione Europea nel Golfo Persico. Dico, sì. Che reazione ha avuto, insomma? Ma guardi, io ovviamente non posso di certo parlare male di quelle che sono le capacità e le competenze di Luigi Di Maio, che comunque noi abbiamo sempre difeso, votato, voluto come Presidente del Consiglio, e ci siamo anche arrivati diciamo quasi vicino, nel senso che ovviamente come ragazzo che si è affacciato alla vita politica e è diventato subito vicepresidente della Camera, ho fatto tutto un percorso molto importante anche per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, per cui di sicuro non potrò parlare male di quel Luigi Di Maio che tutti noi abbiamo conosciuto. È chiaro che poi nel corso degli anni ha fatto determinate scelte, probabilmente anche lui, così come altri diciamo colleghi di movimento, all'avvicinarsi della fine del doppio mandato hanno fatto ovviamente altre scelte, sperando di poter continuare a fare politica attiva
quindi all'interno delle istituzioni con altre formazioni, perché il movimento non gliel'avrebbe più permesso. È il caso eclatante di un sottosegretario siciliano proprio di questi giorni che si è iscritto a Forza Italia, e io cosa vi devo dire? Si commentano da soli, cioè persone che ovviamente hanno e sanno benissimo cosa rappresenta Forza Italia per l'Italia, per la Sicilia, per determinate ovviamente regioni del nostro paese, e che passino dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia così senza colpo ferire fa ovviamente riflettere. È chiaro che poi la cosa più strana non è che sono persone che magari sono al primo mandato e dicono boh, vabbè, andiamo, ho cambiato idea perché il movimento è cambiato, vado con un altro partito, va benissimo. E ci può stare, per carità, insomma, noi diciamo sempre finisci il tuo mandato con la forza politica che ti ha eletto, poi se vuoi cambiare fatti votare e cambia. Libero di farlo. Sì. Ma farlo così in corsa, come detto, solo perché si voleva diventare magari o essere nominati da qualche parte dal movimento o presentarsi per un terzo mandato alle elezioni, il movimento non lo permette perché ha deciso di mantenere. E io sono qui ovviamente, come dite voi, come ex consigliere per quel motivo, nel senso che avrei potuto per legge candidarmi al Consiglio regionale ancora per terzo mandato, come hanno fatto ovviamente tantissimi colleghi di altri partiti, ma il Movimento 5 Stelle non lo prevede. L'abbiamo sempre detto che avremmo fatto 10 anni e poi non ci saremmo più ripresentati per il cosiddetto terzo mandato, e abbiamo mantenuto quella che era una promessa, ma come diceva il signore Nevio prima con la sua mail, questi sono segnali che noi abbiamo voluto dare ai cittadini, così come gli oltre 300.000 euro di extra stipendi che ho restituito in questi anni, così, ma l'ho fatto perché banalmente l'ho promesso. Io credo che presentarsi davanti a un elettorato sia fondamentale, raccontare sempre quello che si è fatto più che quello che si è promesso, e soprattutto se si sono mantenute le promesse degli anni precedenti, e noi su questo ovviamente l'abbiamo fatto. Le leggo un'altra mail. Buongiorno, vorrei porre un quesito. Parecchi cittadini vorrebbero che prima di installare le antenne 5G a distanza ravvicinata sia fatto uno studio su quanto queste possano essere dannose a livello di salute e di bloccare tutto affinché non sia garantito che tutte queste siano innocue. Come ci si pone davanti a problemi di questo tipo? Diciamo che le antenne 5G possono essere un punto di partenza per un'analisi più ampia rispetto alla condivisione e trasparenza di determinate pratiche che poi arrivano e diciamo ormai è cosa fatta. Ma sicuramente noi guardate, su questo anche in Comune di Udine avevamo fatto delle iniziative proprio per non demonizzare quello che era una nuova tecnologia, sì, perché poi è diffusa ormai anche in grande parte del mondo, e quindi anche in Italia ormai sta prendendo piede, perché poi le antenne stanno crescendo, ma il nostro intento era proprio quello di capire se innanzitutto ci fossero anche delle sommatorie di onde che vengono a interessare le nostre abitazioni, perché ormai tra wifi, 3G, 4G, 5G chiaramente sì, più che altro c'è una preoccupazione non tanto delle singole antenne, che magari sicuramente poi, come avviene anche con le industrie inquinanti, rispettano i limiti di legge e quindi possono inquinare entro i limiti di legge, e questo è ovviamente, se poi c'è una sommatoria di impianti magari ravvicinati che anche in quel caso inquinano entro i limiti di legge, messi insieme magari quei limiti poi si rischia di sforarli, per cui c'è una preoccupazione. Ovviamente io mi auguro che, non so a quale antenna faccia riferimento il signore o la signora che ci ha scritto, queste valutazioni vengano fatte. Poi, per quello che abbiamo potuto appurare noi,
in questi anni le antenne 5G non dovrebbero essere più dannose di quelle che erano le 3G e le 4G, per cui da questo punto di vista, se si dovesse riuscire ad arrivare a una sostituzione integrale delle tecnologie, probabilmente ci sarebbero anche dei benefici rispetto a quelle che erano prima. Però ripeto, un conto è dire inquinano meno, sono meno pericolose, un conto è dire sono pericolose ma quanto. Sì. Quindi è una valutazione ovviamente che deve essere fatta, poi è chiaro che la tecnologia ovviamente va avanti, fa il suo corso e mi auguro che appunto si tenga sempre conto di tutte le valutazioni. E poi, ripeto, così come è avvenuto anche con altri casi, sicuramente ci sono anche persone che da questo tipo di tecnologie hanno effettivi problemi e quindi bisogna tenere conto veramente di tutte le situazioni, però, ripeto, mi auguro che ormai anche andando avanti col tempo, visto anche il proliferare di queste antenne, laddove se ne devono installare nuove si tenga conto di quello che è un po' anche lo storico di quello che si sta facendo non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Le faccio una domanda io invece sulla scia delle elezioni regionali. Come ne esce ridimensionato il Movimento 5 Stelle? Al netto di un consigliere eletto in questa legislatura contro i 4 della volta precedente e i 5 della volta precedente ancora, se non sbaglio, oppure erano 3, sono diventati 4, se lo ricorderà lei forse. 4, sì. Ecco, come ne esce ridimensionato, anche perché nelle ultime elezioni eravate parte di una coalizione, non avevate più, diciamo, una corsa solitaria. Che ruolo si ritaglia il Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, e sottolineo in Friuli Venezia Giulia, inutile che faccio voli su temi nazionali che magari poco ci competono, almeno a me, come ne esce in Friuli Venezia Giulia il Movimento 5 Stelle? Beh, sicuramente, come la parola giusta l'ha già detta lei, ridimensionato è sicuramente l'aggettivo più corretto per quello che è stato l'esito delle elezioni regionali. Poi è chiaro che andando in una coalizione, quindi appoggiando anche un candidato presidente che per quanto ci riguardava per la prima volta non era un esponente del Movimento 5 Stelle, sicuramente questo ha comportato anche una differente visibilità durante la campagna elettorale, sì, anche su quelli che sono poi i temi, come ricordavo prima, che noi portiamo avanti ovviamente a tutti i livelli. E questo può aver inciso anche nel risultato finale. Poi è chiaro che il nostro movimento, quando ci sono state le elezioni politiche che hanno sempre preceduto di qualche settimana o di qualche mese le elezioni regionali, ha sempre visto poi alle regionali un calo dei consensi rispetto a quello che è il voto di opinione che viene dato alle elezioni politiche. Questo probabilmente perché i cittadini poi vogliono anche conoscere, fidarsi, o magari conoscono e si fidano di altri candidati che hanno fatto altri percorsi e hanno scelto altre forze politiche, e quindi preferiscono quelli ai candidati del Movimento 5 Stelle che, se come nel nostro caso, anche dopo aver fatto 10 anni non si ripresentano alle elezioni, devono lasciare spazio a persone nuove che hanno bisogno di essere conosciute e di essere formate. Non è un caso che i nostri primi, o primi eletti, o comunque le persone che hanno preso più voti fossero o il consigliere uscente, sì, Mauro Capozzella, che aveva un mandato, oppure fossero tutti ex consiglieri comunali che anche noi iniziamo ad avere sul territorio, e che quindi rispetto magari ad altri cittadini hanno avuto per chi 5, chi 10 anni la possibilità di farsi conoscere. Certo. Questo può essere una chiave, poi per carità ci sono, come detto, anche altri motivi programmatici. Se qualcuno preferisce avere una sanità privata che pagando riesce a avere le liste d'attesa dimezzate, o se non
ridotto a 1/10 domani mattina, è chiaro che magari fa un altro tipo di scelta rispetto a quello del movimento, e noi dobbiamo sicuramente rispettare. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre fatto delle politiche anche in questa regione guardando al bene che per noi è il bene comune, perché soprattutto dove le persone più fragili o più in difficoltà non riescono a ottenere determinati standard di qualità della vita, secondo noi anche le persone poi più benestanti hanno delle ricadute pesanti, e lo stiamo comunque vedendo anche in questi mesi, in queste settimane, e credo che tanti cittadini inizino a capire anche la differenza tra avere un governo con e senza il Movimento 5 Stelle, e basta vedere ovviamente le scelte che vengono fatte ogni giorno anche da questo governo nazionale. Ci fermiamo nuovamente per l'ultima nostra pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco, poi fino alle 10 ancora in compagnia di Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle per affrontare ancora altri argomenti. A tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste 9.35 di lunedì 24 aprile con Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Lei diceva la penalizzazione un po' forse di essere stati parte di una coalizione che ha dato meno, come dire, libertà anche di azione. Sì, non dico che siamo a cercare attenuanti o cose, insomma ovvio Sergo, ci mancherebbe, è un elemento differente rispetto alle altre elezioni, dove il Movimento 5 Stelle si era sempre presentato da solo con un proprio candidato nella volta scorsa, e quindi in questo caso in questo caso invece la scelta di unirsi in coalizione. Ma il futuro del Movimento sarà in coalizione o manterrà in qualche modo una sua forma identitaria autonoma rispetto agli altri? Sì, preciso solo quello che dicevo prima, poi vedo che ha già capito qual era il problema. Io banalmente dico che quando si va a fare i confronti tra presidenti, nel 2013 e nel 2018 c'era chi portava la voce solo del Movimento 5 Stelle. Adesso chiaramente non era così. È chiaro che noi abbiamo fatto un percorso per entrare in una coalizione, perché abbiamo ovviamente sposato innanzitutto quello che era il programma anche del candidato presidente, e come ricordato siamo stati anche ovviamente parte integrante nella costruzione, nella stesura di quel programma, inserendo tante cose che fanno parte del nostro DNA. Da qui al futuro, se mi chiede se andremo da soli o se andremo in coalizione, francamente al momento le posso dire che molto probabilmente torneremo a essere parte di una coalizione, però è chiaro che in 5 anni tante cose possono cambiare. Certo. E ripeto, se il movimento avrà la forza, soprattutto con chi poi dovrà eventualmente guidare questo processo, di voler andare da solo, nulla vieta che questo possa accadere. Poteva succedere anche fino a 5-6 mesi fa, nel momento in cui non avessimo trovato una coalizione che ci potesse ospitare, diciamo, al suo interno, o che all'interno di questa ci fossero altre forze politiche che magari non potevano essere compatibili con quelle che sono le nostre visioni di futuro e di società, che abbiamo sempre cercato di portare avanti. Per cui da qui al 2028 ci sarà sicuramente un percorso che ci deve far tornare, diciamo, a crescere anche in quelli che sono i consensi, e lo possiamo fare solo in un modo: ripartire dai nostri territori, da dove siamo già strutturati e forti, come insomma nel comune di Trieste, dove abbiamo anche esponenti in consiglio comunale, nelle circoscrizioni, ma anche come attivisti molto, molto validi, e quindi ripresentarci nel 2028 con diciamo, la forza delle nostre idee, ma sicuramente anche delle nostre persone che si sono avvicinate anche per queste elezioni e che hanno dato anche un nuovo entusiasmo, insomma, a tutto il movimento. Sentiamo assieme una telefonata. Buongiorno.
buongiorno. Prego. Mi sentite? Sì. Buongiorno. Volevo dire una cosa, no? Una risposta magari se possibile. Sì. Allora, adesso naturalmente stanno cercando di raggruppare tutti i documenti principali, scheda elettorale, carta di identità, patente, sull'app Io. Questo l'ho letto, insomma si sa, no? Non è che una novità. Però volevo dire una cosa. Non c'è nessuna legge che ti obbliga ad avere uno smartphone o un cellulare, giusto? Per adesso non esiste. Quindi le persone, se non hanno il telefonino, cosa dovrebbero fare? Prima domanda. Poi un'altra cosa che mi è successa naturalmente in anagrafe, e spiego. Quando adesso vai a richiedere naturalmente il rinnovo della carta d'identità, tentano di darti quella elettronica. Volevo far presente, perché mi sono informata, che per l'articolo 7 del GDPR del 2016/679, siccome non c'è ancora una legge dell'obbligo, se uno si rifiuta di fartela cartacea si può andare con questo articolo e chiedere all'operatore i motivi del rifiuto e perché non vogliono fartela cartacea, perché non tutti sono d'accordo sulla carta, diciamo, di identità elettronica. Sì. Ecco, però volevo una risposta alla domanda, appunto, se uno non ha la smartphone, tutti questi 3 documenti raggruppati, volevo sapere come decidono di fare. Tutto qua. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora Sergo, è una questione di gestione dei dati che oggigiorno diviene sempre più forsennata nei confronti dei cittadini, laddove strumenti tecnologici, app, portali, conferme, controconferme, password e compagnia scoraggiano molte volte anche gli stessi cittadini ad accedere ai servizi basilari. Faccio un esempio, il cambio del medico. C'è una vecchia prassi che vuole che mi rivolgo al distretto, vedo un elenco, scelgo il medico e lo comunico. C'è una nuova prassi che me lo permette di fare dalla cucina di casa mia, prendendo il telefono o prendendo un tablet o utilizzando un PC e accedendo a questi sistemi. Il tutto però include la gestione dei dati personali e, come questa signora, c'è anche chi lamenta che questa spinta tecnologica non sta accompagnando le persone che hanno più difficoltà o ad apprenderle o ad accedere agli strumenti e che quindi rimangono indietro. Come si risolve? Beh, questo è un po' un problema che riguarda anche altri ambiti, no? Pensiamo ai pagamenti elettronici, quante volte ovviamente ci diciamo che magari c'è una fetta di popolazione non avvezza all'uso di carte elettroniche anche banalmente per fare un pagamento, e quindi si va o si vuole mantenere il contante anche per venire incontro a queste persone. Ma io credo che, a parte ovviamente tutte le tutele per quanto riguarda l'utilizzo dei dati che le diamo per scontate, nel senso che poi non è che un dato se viene fornito alla pubblica amministrazione per una carta di identità elettronica piuttosto che cartacea possa in qualche modo essere o non essere divulgato a terzi, a prescindere. Per cui da quel punto di vista la preoccupazione, per quanto riguarda i dati, magari ci dovrebbe essere sempre e comunque in tutte le azioni che facciamo, perché poi anche solo accedendo a un social network ormai i nostri dati vengono utilizzati nel modo più disparato e lo vediamo anche quando ci arrivano delle pubblicità calate su misura per noi, proprio perché magari 10 minuti prima in un motore di ricerca cercavamo esattamente quel prodotto e da 10 minuti dopo e guarda caso mi arriva la pubblicità, ma guarda caso proprio. Sì, ma esattamente, cioè è chiaro che noi guardate, lo diciamo da tantissimo tempo, e chi ha frequentato anche gli spettacoli di Beppe Grillo sa che queste sono cose che diciamo da decine di anni. Cioè noi ormai stiamo diventando ovviamente per qualcuno non solo clienti ma anche fornitori di informazioni, e i dati vengono chiaramente anche spesso e volentieri venduti a caro prezzo a società che devono fare le loro operazioni commerciali. Non credo e voglio non credere che questo avvenga anche per la pubblica amministrazione italiana, cioè, ecco, su questo
vorrei essere chiaro anche con chi ha questo tipo di preoccupazioni. Se invece le preoccupazioni sono quelle di non essere magari abituati a usare determinati strumenti, chiaramente, come diceva la signora, non essendoci un obbligo di avere uno smartphone come cittadini, questo è vero anche che basterebbe un qualsiasi accesso a internet, non solo da smartphone, per poter utilizzare quei servizi. Lei prima, direttore, faceva riferimento alla possibilità di scegliersi un medico. Qui il problema è che non ci sono più medici. Questo è vero. Invece di preoccuparsi se li possiamo scegliere cartacei o diciamo per via telematica, bisogna sceglierli prima. Preoccuparsi che non abbiamo più medici da scegliere. Io nel mio comune non ce l'ho, ho dovuto andare nei comuni limitrofi, o meglio, quelli che c'erano non erano disponibili, ho dovuto andare a scegliermi un medico di base in un comune limitrofo. Comunque questa dei dati sicuramente è una situazione che poi riguarda anche i garanti della privacy, i garanti della GCOM, ogni giorno ci sono battaglie su questo tipo di situazioni, interventi, proprio perché non è un tema semplicissimo, ma come tutti i temi di transizione ci si scontra poi su quelli che sono i problemi e si cerca di trovare le soluzioni migliori per tutti. Io comunque conosco tantissime persone che diciamo non hanno più 30, 40, 50 anni, ma che usano regolarmente tutti questi strumenti e che magari li trovano anche più comodi che non avere, come si diceva prima, la carta d'identità cartacea, la scheda elettorale cartacea, tutto cartaceo. Noi siamo un paese in cui ancora, e potrei portarvi alcuni esempi, ma veramente sforreremo le 10, di quello che abbiamo dovuto passare in questa campagna elettorale per quanto riguarda le raccolte firme, i certificati che bisogna richiedere in giro anche per le procure, per quanto riguarda i certificati penali e quant'altro. Il tutto chiaramente da una parte per tutelare quei cittadini e per fare in modo che i loro dati ovviamente non vengano appunto chiesti, raccolti chissà come e mandati chissà dove. Dall'altra a volte veramente si esasperano delle situazioni e si crea più burocrazia di quella che c'era prima. La tecnologia dovrebbe diciamo semplificare determinati passaggi, evitare poi che si perda tempo sia come istituzioni che come cittadini, ma spesso e volentieri invece ci ritroviamo veramente in situazioni paradossali e per designare un rappresentante di lista non basta più una PEC da inviare a un proprio comune, ma bisogna avere dei computer con la firma digitale e quant'altro, cosa veramente che a volte si potrebbe fare a meno proprio per venire incontro a tutti i cittadini. Mi toglie una curiosità che si riallaccia prima al tema un po' elettorale del movimento. Col senno di poi, la decisione di 2 mandati e diciamo e poi basta, col senno di poi, è giusta? Ma dal mio punto di vista sì. Nel senso che non solo perché l'abbiamo sempre detto e quindi abbiamo mantenuto quella che era diciamo non una promessa ma un principio in cui crediamo. Il problema probabilmente non è stato o non è tanto se sia giusto o meno aver mantenuto la regola dei 2 mandati, ma come dicevo prima probabilmente si poteva e si doveva lavorare di più per far conoscere le persone che si sarebbero poi sostituite a noi nel corso della nuova legislatura. Questo magari poteva essere diciamo un qualcosa che è stato più forte come causa del nostro consenso magari ridimensionato, come dicevamo prima, che non il doppio o terzo mandato. Guardi, per chiudere la discussione le faccio un esempio. La legge italiana dice che non si può fare i consigli regionali per più di 3 mandati.
Per cui comunque, anche se io, Ilaria D'Azovo, Andrea Ussai, che avevamo la possibilità di fare questo ipotetico terzo mandato, l'avessimo fatto per altri 5 anni, nel 2028 ci saremmo trovati nella stessa identica situazione. Qualcuno ci doveva sostituire e quindi a quel punto magari ci saremmo chiesti se è giusto o meno mantenere il limite dei 3 mandati, e voi sapete che qualche collega anche di Forza Italia in Consiglio regionale aveva cercato di far cadere anche quel limite, perché poi lì ci sono visioni di pensiero dove dicono: se i cittadini vogliono o votano una persona che ha già fatto 3, 4, 5 mandati, perché non permetterglielo di presentarsi alle elezioni? È chiaro che noi abbiamo una visione completamente diversa, che è quella di favorire il ricambio anche politico e dei politici, per evitare invece che chi è stato per decine d'anni nelle, diciamo, stanze dei bottoni poi si possa creare delle clientele tali da permettergli di continuare a rimanere lì dov'è. E spesso e volentieri, magari anche in passato, succedeva che ci rimaneva non tanto per meriti propri politici o chissà che, ma solo perché aveva garantito posizioni e quant'altro a qualcuno. Insomma, ecco, queste erano le storture che noi volevamo e vogliamo, mantenendo questa regola, evitare. Poi ci possono essere mille discorsi da fare, perché è chiaro che passare 5 anni in opposizione non è come passare 5 anni al governo di una regione, di un comune o di un governo nazionale. Quindi, però, ripeto, la legge tante volte si deve puntare un po' più in alto per ottenere almeno il minimo, e il minimo sicuramente è quello che anche in questo Consiglio regionale ci sono comunque molte facce nuove rispetto a quello passato. Quello è vero. E ci sono anche molte più donne, cosa che anche questo ovviamente è un bel segnale. Noi avevamo in campagna elettorale 5 capolista di 5 circoscrizioni della regione che erano tutte donne, e il fatto che sia stata eletta una donna del Movimento 5 Stelle sicuramente è ancora un segnale importante che abbiamo voluto dare e mantenere. Varzila, si caricano gli ultimi motori, operazione chiusa entro metà maggio. È un tavolo che stanno seguendo i sindacati, che sta seguendo la regione, ma che anche i cittadini e la politica regionale, soprattutto quella triestina, sta guardando con molta attenzione, perché sono in ballo posti di lavoro, uno stabilimento, un polo strategico dell'industria navalmeccanica non soltanto italiana ma anche internazionale. Come sta valutando lei questa vertenza? È chiaro che il partito, in questo caso il movimento, il partito, la lista civica, guardano ai fatti. Quello che è il suo punto di vista, insomma. Come tutte queste vertenze, poi chi può in qualche modo incidere su questi aspetti è sicuramente il governo nazionale o la regione, se poi effettivamente le proprietà che fanno determinate scelte possono essere messe nelle condizioni di ritornare indietro nei loro passi. E quindi quando una multinazionale decide di delocalizzare ci sono 2 cose da fare: o si pensa da subito a quello che può essere il futuro dei lavoratori, che è la cosa principale che deve riguardare ovviamente l'ente locale, oppure si tenta di far cambiare idea alla multinazionale, cercando di capire i motivi per cui sta abbandonando quel sito produttivo e se ci sono margini per farla rimanere in quel sito produttivo, così come è stato fatto in passato anche con altri casi. Ricorderete magari anche l'Electrolux a Porcia, è stato uno dei più eclatanti. È chiaro che lì sono stati poi messi grossi investimenti per far sì che la multinazionale svedese rimanesse in provincia di Pordenone a produrre.
e non solo, perché poi aveva problematiche anche in altre regioni d'Italia. E per Wärtsilä bisogna fare le stesse cose. Se c'è possibilità e quindi di mettere in campo quelli che sono poi gli strumenti che la regione e il governo hanno, che non sono solo finanziamenti, quindi nuovi investimenti, che poi se non sono investimenti in ricerca e sviluppo praticamente non si possono neanche dare, perché ci sono i limiti degli aiuti di Stato che per multinazionali del genere ovviamente non si potrebbero superare. Ma invece diciamo, ci sono anche altri strumenti, si potrebbe intervenire sia sul discorso del cuneo fiscale dei lavoratori, sia per quanto riguarda anche la formazione stessa dei lavoratori, quindi permettere a queste società di avere qui personale altamente qualificato, così come sicuramente lo sono anche gli operatori della Wärtsilä, e quindi cercare di convincerli a rimanere qui, oppure trovare qualche altro operatore che possa continuare a produrre su quel sito, anche sfruttando appunto le competenze dei lavoratori che ormai spesso e volentieri ne sanno più delle proprietà, che sono diciamo mantenute anche da fondi diciamo più finanziari che produttivi. Questo lo dico ovviamente in generale, però sono dei temi, quindi noi fin da subito abbiamo diciamo, auspicato che ci fosse un ruolo importante del governo in quelle che erano le interlocuzioni con la società, e per capire appunto tutti questi passaggi. Adesso vedo che anche da stamattina, no, si dice già che chiude un settore importante di quello stabilimento. È chiaro che qui sembra che ormai la multinazionale abbia fatto il suo percorso, e regione, governo e comunque tutti i soggetti interessati, ovviamente anche i sindacati, devono iniziare a pensare soprattutto al futuro di quello dei lavoratori e del sito produttivo, perché una città ovviamente come Trieste non può vivere solo di turismo, ancorché bene o male ci siano sempre più turisti in città, ma ha bisogno anche di questo tipo di settori produttivi, e noi ovviamente abbiamo sempre fatto la nostra parte quando potevamo, per poter fare in modo che questi rimanessero qui in regione a produrre. Le leggo una mail, anche perché siamo verso la fine. Buongiorno, gradirei sapere la situazione sui vostri rimborsi come movimento. Stop alla mail. Oddio, dipende quali intende, perché ce ne sono tanti. Se intende quelli che ricordavo anche prima come extra stipendi da consiglieri regionali, noi come detto abbiamo fatto un volantino anche in campagna elettorale, dove ricordavamo che in questi 10 anni di movimento abbiamo restituito più di 1,5 milioni di euro alle istituzioni o ai cittadini, a seconda di quelle che erano poi le nostre donazioni, per cui dal nostro punto di vista siamo diciamo a posto, e posso garantirlo anche per i miei colleghi. Poi non so, noi rimborsi elettorali non ne abbiamo mai presi a livello sia regionale che nazionale, anche quando ci spettavano abbiamo sempre rinunciato. Adesso da poche settimane, pochi mesi, c'è la possibilità di donare il 2 per 1000 anche all'associazione del Movimento 5 Stelle per chi fa la dichiarazione dei redditi. Ma credo che la domanda fosse riferita agli extra stipendi. Credo di sì. Posso garantire, come detto, che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, e non per niente, guardi, c'è un elemento che lo può testimoniare. Tutti i consiglieri regionali poi erano anche stati nominati direttamente dal Presidente Conte come coordinatori territoriali delle loro rispettive circoscrizioni. Questo a ulteriore garanzia che noi con i conti siamo a posto. Sergo, le parole d'ordine in 30 secondi della nuova opposizione del Consiglio regionale Movimento 5 Stelle, quali saranno? Proposte
trasparenza e chiarezza verso i cittadini. Noi questo chiediamo sicuramente alla Giunta regionale, continuando a fare le proposte su quelle che sono le azioni che noi ovviamente siamo convinti possano dare assoluto beneficio ai residenti in Friuli Venezia Giulia. Però la trasparenza è necessaria, ci sono ovviamente delle situazioni in cui i cittadini si ritrovano magari opere pubbliche di fronte a casa senza sapere neanche di cosa si tratta, ci sono delle nomine che vengono fatte non si sa neanche sulla base di quali criteri. È chiaro che noi continuiamo la nostra attività e speriamo, come dicevo prima, di far sì che azioni di assoluto buonsenso diventino la normalità anche in Consiglio regionale e nella Giunta regionale. Grazie a Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a tutti i telespettatori, Sveglia Trieste si conclude qui, buona giornata.